Buongiorno e benvenuti a tutti e tutti in questa sala bellissima al convegno organizzato dall'Ordine delle Psicologhe e dei Psicologi del Veneto insieme al Comune di Treviso sulla violenza e discriminazione di genere nella società e nelle professioni. Io do il benvenuto a casa sua al sindaco Mario Conte e lo ringrazio di essere qui tra noi oggi. Volevo passare la parola al sindaco, intanto ringraziandolo per aver messo a disposizione questa sala bellissima, per aver messo a disposizione una giornata di sole per poter parlare di questo argomento che, devo dire, ci sta particolarmente a cuore perché noi siamo una professione, quella dei psicologi a prevalenza femminile, l'86% ormai della categoria è composta da donne ed posso dire che è una professione di privilegiate perché abbiamo studiato, perché abbiamo la possibilità di fare una carriera e quindi ci sarebbe da domandarci come mai abbiamo deciso insieme al Comune e insieme a tutti gli enti patrocinanti di organizzare questo evento. Io lo faccio partire da una domanda forse un po' provocatoria. Lei, signor Sindaco, come vuole essere chiamato? No, guarda, solitamente mi piace quando mi chiamano Mario, no? Anche perché assomiglia molto al mio nome. In realtà è una bella domanda, però credo che sarebbe bello nel 2022 parlare di questo tipo di problema rivolgendosi al passato, cioè sarebbe stato bello oggi parlare di questo problema raccontando esperienze passate, perché significherebbe che oggi questo tipo di differenza, di divisione non ci sarebbe più. Invece siamo qui a parlarne perché ancora oggi invece stiamo vivendo questo tipo di discriminazione, di differenziazione, di discriminazione, esattamente come è scritto nel titolo. E quindi è un peccato, nel senso che si parla sempre di una società che si sta sviluppando, che sta facendo passi in avanti, e poi sulle cose quelle più piccole, quello che è banalmente il rispetto tra le persone, siamo ancora molto indietro. Però è compito nostro, in realtà, nel quotidiano, agire per superare questi tipi di differenze, e quindi potete chiamarmi tranquillamente Mario. La ringrazio, è una domanda alquanto provocatoria perché invece io da quando mi trovo in questo ruolo direi che quasi quotidianamente la domanda è come vuole essere chiamata? Presidenta? Presidentessa? No, perché sai, non lo so, è quasi come fosse un imbarazzo il mio stesso esistere, no? A me dispiace sempre mettere in imbarazzo l'interlocutore, quindi sarebbe bello poter finalmente fare una certa cultura anche sull'utilizzo dei termini, sul fatto che i termini sono importanti, dopo ne parleremo lungo la giornata dell'importanza delle parole. Io prima di dare anche la parola al mio Presidente dell'Ordine volevo innanzitutto ringraziare la città di Treviso perché ha una rete molto importante di donne presenti insieme all'amministrazione comunale che portano avanti una serie di attività delle quali parleremo dopo. Quindi ringrazio il Sindaco che tanto fa insieme all'assessore comunale che purtroppo oggi non può essere qui con noi, appunto perché è una donna e madre lavoratrice, quindi si trova purtroppo in quarantena insieme ai suoi figli, però ringrazio sicuramente Gloria Tessarolo che collabora insieme al Sindaco e insieme all'Ordine a tante iniziative, insieme alla Commissione Pari Opportunità di cui parleremo dopo. Non so se vuole farci anche un commento sul fatto che Treviso ultimamente è molto alla ribalta sui giornali proprio rispetto al ruolo della donna nella società, perché si è detto nel Sole 24 Ore che Treviso è la prima in classifica, ne siamo onorati rispetto al tasso di occupazione, quindi molte donne lavorano a Treviso, è il primo in classifica anche rispetto all'aspettativa di vita, quindi siamo in salute, è una città piuttosto sicura, però d'altra parte altri giornali hanno titolato Treviso maglia nera del Veneto perché c'è ancora un forte disquilibrio retributivo. Le donne sistematicamente guadagnano un terzo in meno degli uomini e difficilmente riescono ad arrivare a posizioni di comando, quindi solo il 20% delle donne in provincia di Treviso si trova nelle posizioni più alte, quindi da una parte tanto stiamo facendo e tanto però, dobbiamo dircelo, bisogna continuare a fare. Sì, è vero, perché allora, chi fa politica tendenzialmente tende ad evidenziare le classifiche positive e a dimenticare quelle negative, no? Perché per dire noi siamo primi su questo
capitolo. In realtà ragiono in modo un po' diverso, nel senso che certamente gioisco se i risultati sono positivi delle classifiche, ma sono abituato ad analizzare i dati quelli più negativi, perché se si vuole migliorare bisogna partire dai punti deboli della nostra città, della nostra comunità, e quindi se da una parte ho accolto con entusiasmo che Treviso risulta la miglior città in Italia per la qualità della vita per le donne, dall'altra credo che ci sia ancora molto da lavorare, però non tanto come amministrazione, come mentalità, e credo che però da questo punto di vista tutto il lavoro che stiamo facendo, tutti i buoni esempi che le donne stanno quotidianamente portando avanti, perché ricordo che la provincia di Treviso ha tantissimi sindaci donna, aveva il prefetto donna, adesso è andata a Brescia, però insomma c'è stato il presidente di Assindustria, insomma abbiamo avuto dei rappresentanti donna nelle istituzioni che hanno portato dei risultati straordinari, e quindi io ho sempre detto che come amministrazione l'obiettivo che noi ci poniamo è quello di creare un campo da gioco dove tutti possono mettere in campo le loro capacità, le loro professionalità, indipendentemente da tutto, in particolar modo dal sesso, e quindi un campo neutrale dove chi merita ottiene, e dove chi non merita deve continuare ad impegnarsi, a studiare, a capire, ad imparare per arrivare a raggiungere degli obiettivi. Io devo ringraziare la Commissione Pari Opportunità, e quindi mi aggancio anche al saluto che faccio alla Gloria Tessarolo. Pensate che io ho cominciato il mandato con un assessore in meno perché volevo quella donna in giunta con quel ruolo là, e lei non poteva cominciare a fare, non poteva fare l'assessore a tempo pieno perché doveva completare il suo periodo di maternità, che per me non era assolutamente un problema, anzi era un'opportunità, tanto che ho deciso di cominciare con un assessore in meno perché volevo quella donna con quelle caratteristiche, con quei bambini, con quei figli e con quella famiglia, e così ho fatto, segno evidente che nel mio piccolo cerco di portare un esempio importante di come le esperienze di ognuno di noi non sono dei problemi, ma sono delle opportunità che possono arricchire non soltanto la giunta comunale, ma l'intera comunità. E credo che i risultati che l'assessore e la Commissione Pari Opportunità, che ringrazio davvero tanto, perché quando c'è una commissione che lavora così tanto e così bene e porta a casa dei progetti così importanti, io credo che per un sindaco sia soltanto una grandissima fortuna. Prima, appena entrato in salone, ho fatto una battuta dicendo ho fatto l'ennesimo tavolo sul PNRR, e ormai a forza di far tavoli io ho già speso tutti i soldi che in teoria dovrei prendere a forza di fare riunioni. Ecco, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Treviso fa il contrario. Ogni volta che si incontrano nasce un'iniziativa amministrativa importantissima e un'azione di sensibilizzazione altrettanto importante, quindi mi ritengo davvero fortunato. L'ultimo ringraziamento va all'ordine dei psicologi e delle psicologhe che stanno sempre con l'amministrazione comunale facendo un lavoro straordinario, perché siamo anche in questo caso saliti alla ribalta a livello nazionale per l'iniziativa del psicologo di quartiere, che sta portando dei risultati fantastici, e quando si parla di risultati fantastici non è una medaglietta che ci appendiamo sulla giacca, ma significa un cittadino che sta un po' meglio, e quindi in questo caso i cittadini che stanno un po' meglio e che hanno cominciato un percorso assistito da parte di professionisti non è uno, ma sono un numero decisamente importante, e soprattutto lo abbiamo messo in campo in un periodo particolarmente difficile per la nostra comunità. Quindi grazie davvero, un saluto a tutti i relatori di questa giornata che sono prestigiosissimi, e quindi lascio lo spazio a loro perché l'incontro di oggi è veramente importante, quindi noi siamo davvero tanto onorati di ospitarvi in questo salone, che poi è la casa dei cittadini, è la casa di ognuno di voi, perché qui ci si incontra per decidere le sorti della nostra città, le strategie, gli investimenti, e oggi ci si trova qui per parlare di un tema importantissimo. Io le ringrazio molto, Sindaco Mario Conte. Sì, prego.
Adesso, nel passare la parola al mio presidente dell'ordine, non posso che per parità mettere in imbarazzo anche lui. E quindi ricordare, diciamo, una delle prime riunioni che noi abbiamo fatto assieme come presidente e vicepresidente dell'ordine a un tavolo tecnico, sicuramente lo ricorderà, un tavolo tecnico in cui eravamo presenti io, lui, una docente universitaria dell'Università di Padova e altri 2 referenti per discutere di tematiche molto importanti. I referenti dall'altra parte hanno esordito come sono carine le tue collaboratrici. E è stato perciò un incontro, devo dire, un po' faticoso, no? Nell'iniziare in questo modo un tavolo tecnico che alla fine si è concluso, devo dire, con un gratificante, però come sono brave le tue collaboratrici. E questo perché volevo un attimo metterti in imbarazzo, perché oltre che il mio presidente è anche un valido collaboratore, un ottimo amico e chi supporta sempre le psicologhe nelle nostre battaglie per la dignità di genere. Quindi passo la parola a Luca Pezzullo, presidente dell'Ordine delle Psicologi e Psicologi del Veneto. Grazie mille Fortunata. Quando sei partita ho avuto un attimo, dico, ma a cosa sta facendo riferimento? Perché non ricordavo, poi di colpo mi è tornato in mente il tragico evento di cui si fa il nome del peccato ma non il peccatore, insomma, però mi è tornato alla mente, che però rappresenta bene proprio uno dei problemi. Fortunata Pizzoferro, vicepresidente, è di fatto stata la pioniera, al di là del fatto che è stata l'oscura architetta di tutto l'evento, perché noi adesso parliamo dell'organizzazione, ma c'è sempre dietro una persona che organizza e gestisce. E gestire una complessità di questo tipo, che non è soltanto fare l'evento, perché come diceva giustamente il sindaco Conte, non è una questione, parlare di violenza, discriminazione, parità di genere in senso lato, non è una questione di fare un tavolo per dire abbiamo fatto il tavolo, significa costruire fatti, significa costruire azioni, altrimenti è un bla bla. Il sindaco ha fatto giustamente notare, questo è un posto particolare, questo è un posto in cui si costruiscono, qui a Treviso, ma quindi simbolicamente si costruiscono fatti, si sono costruiti fatti, l'amministrazione comunale ha costruito fatti, costruisce fatti. Ha citato ad esempio l'esempio dello psicologo di base, ma in generale è un tipo di approccio in cui noi ci riconosciamo e sentiamo il bisogno, costruire azioni. Perché sul tema della parità di genere, uso questo termine in senso lato, si possono costruire parole o azioni. Le parole gli psicologi, per carità, per definizione se ne occupano di mestiere, ma devono essere sempre preorientate, preordinare a permettere o canalizzare azioni, a rendere pensabili azioni e poi ad accompagnarle e sostenerle nella loro realizzazione. Una delle prime azioni che abbiamo fatto come ordine, che è partita con una proposta informale di Fortunata, ci siamo insediati, la prima cosa che ha detto è cambiamo nome all'ordine. Che nella sua banalità uno dice, come si fa a cambiare nome a un ordine? Sono seguite 2 settimane di frenetiche consultazioni legali per capire e trovare il modo, perché per noi cambiare nome all'ordine significava riconoscere un fatto concreto, cioè che la componente professionale degli psicologi, in particolare l'ha citato Fortunata, è all'86%, 87% in crescita di donne, ma non è soltanto una questione formale anche qui, è un riconoscimento di una fattualità e allora le parole devono riconoscere e sancire la fattualità e renderle pensabili, riconoscibili. Io mi ricordo la prima volta che siamo arrivati al Consiglio nazionale, subito dopo il cambio di nome, mi hanno guardato gli altri presidenti regionali, presidente e presidenti, dicendo ma siete sicuri, l'avete fatto, ma è una cosa che si può fare? E noi abbiamo detto sì che si può fare, se non si inizia a fare le cose continueremo a pensare di farle senza farle, iniziamo, proviamo, correggeremo gli eventuali errori in itinere, iniziamo a costruire azioni. E dal nome però non devono rimanere solo parole, ma devono seguire azioni. Da qui l'interesse e l'importanza di costruire reti. Oggi qui stiamo cercando di, non direi di costruire perché è già avviata, si è costruita una bella rete con il Comune di Treviso, con l'assessore Tessarolo che anch'io ringrazio moltissimo, che ha fatto tanto per portare un'attenzione alle tematiche del sociale ma anche alle tematiche del genere. Qui dentro in questo momento, in questa sala, ci sono amici, amiche, conoscenti, persone con cui si sono costruite azioni e si intendono costruire ulteriori azioni. Allora ecco, io direi che forse questo è il segno, la cifra di quello che vorremmo cercare di fare oggi, validare, proseguire, costruire reti. Il tema violenza e discriminazione di genere troppo spesso viene banalizzato nel senso drammatico ma riduttivo di c'è la violenza fisica visibile, certo quella c'è, ma è solo una delle forme
degli epifenomeni, della violenza e della discriminazione, che si basa su tutta una serie di eventi e di situazioni, che stanno tra lo psicologico, il legale, il sociale, le culture organizzative, le dinamiche economiche, le dinamiche culturali e identitarie. E allora un tema così complesso non può che essere affrontato mettendo insieme una matrice, una rete che è qui davanti, che è qui intorno, che sta in tutte le varie attività che sono state portate avanti e costruite. Le reti servono ad affrontare problemi che ogni singolo elemento di questa rete non può affrontare da solo. Non perché non voglia, ma perché proprio è l'insieme delle prospettive, delle competenze, delle capacità che risolve i problemi importanti. Allora, spesso ci dimentichiamo che i problemi multifattoriali richiedono risposte multifattoriali. Ciascuno di noi nei CPO, nelle realtà appunto che vanno a costruire reti e collaborazioni interordine, interistituzioni, che mettono insieme professioni, ricerca, accademia, enti locali, devono avere un obiettivo e dal problema derivare le tracce di soluzione collaborativa. Ecco, oggi è una tappa in questo percorso. Oggi infatti vedremo, e lo vedete anche nel programma, e lo vedremo appunto in itinere, con le partecipazioni e le presenze, cercheremo di affrontare un focus di tipo giuridico, ma cercheremo di affrontare anche un focus di tipo economico, il gender pay gap che è stato citato prima, e avremo delle ricerche sulle professioni, su come anche in contesti professionali spesso ci sono delle asimmetrie, dei pregiudizi. Allora, da questo punto di vista abbiamo bisogno veramente di mettere insieme anche riflessioni che permettano di cogliere tutte le varie articolazioni del problema. Dico solo un'ultima parola. Siamo ancora per certi aspetti in un contesto pandemico, post-pandemico. In questo momento siamo qui tutti un po' distanziati con le nostre mascherine, i nostri DP, la nostra nuova normalità. Ci siamo disinfettati le mani, ci siamo controllati, Green Pass, è diventata veramente una nuova piccola normalità all'interno del contesto sociale. Ecco, come ogni grande emergenza, io mi interesso soprattutto di psicologia delle emergenze, mi ci sono interessato sempre, è una cosa che si diceva sempre, si vede sempre nelle emergenze dopo i grandi terremoti, quando abbiamo lavorato per mesi all'Aquila, oppure dopo il terremoto dell'Emilia, il terremoto del centro Italia, quello che emergeva sempre era che l'emergenza era un grande amplificatore sociale, una grande lente di ingrandimento, è questo che fa un'emergenza. Al di là del brevissimo termine, nel medio-lungo termine l'emergenza è come un'enorme lente di ingrandimento che fa vedere più ampie quelle che erano le crepe sociali precedenti, i trend precedenti, le fragilità precedenti dopo l'emergenza ne vengono enfatizzate. Chi era più in difficoltà prima lo sarà molto di più dopo l'emergenza. Chi era abbastanza compensato e resiliente a livello sociale, economico, personale lo rimane spesso anche dopo. Però l'emergenza diventa quindi un'opportunità, come diceva qualcuno, ogni crisi, come dire, è un peccato sprecare una crisi, questo è il paradossale detto. Questa emergenza ci ha fatto vedere come forme di violenza e discriminazione sono state trasversali e potenti anche durante i lockdown e il post-lockdown. E il lockdown ha visto un aumento della violenza intrafamiliare, il primo lockdown, quello duro, di inizio di marzo 2020, aprile 2020, un aumento della violenza nelle case, perché si stava tutti chiusi in casa, non c'erano compensazioni esterne, aumentavano i rischi di violenza interna, aumentava l'invisibilità della violenza fisica e anche la difficoltà magari per le vittime di violenza di chiedere aiuto in modo sicuro. Siamo tutti in casa, non posso uscire, non posso vedermi con altri, è difficile anche solo fare una telefonata a un centro di aiuto perché siamo qui tutti a 2 metri di distanza. Ma ha aumentato anche una serie di impatti successivi. Chi è che stava a casa con il bambino in DAD e con l'anziano chiuso a casa perché non può vedere nessuno, perché è a rischio fragile e deve fare uno smart working acrobatico alternandosi tra la cura alla generazione successiva e la cura alla generazione precedente? In gran parte dei casi erano le donne e questo andava a creare ulteriori problemi nell'ambito del posizionamento lavorativo. Questo faceva uscire una discriminazione. Chi è che prende il congedo parentale? Ce ne parlerà forse dopo anche più tardi la professoressa del corso. Nelle culture organizzative emergono aspetti importanti di questo tipo. Questo è un tema che lei porta avanti come riflessione. Il congedo parentale distinto a chi lo è. C'è qualcuna che vuole il congedo parentale? Qui il linguaggio torna, no? Subito al femminile si va. Qualcuna che ha bisogno, qualcuna, come se fosse implicito che il congedo parentale lo prende la moglie, la donna, la madre, non il padre. E allora, detto anche magari in buona fede, ma in queste buone fedi che si vanno a inserire e circolano e si convalidano implicitamente tutta una serie di pregiudizi, stereotipi, discriminazioni, che sono a volte più pervasive del singolo evento spettacolare, ma che creano una matrice da cui poi anche questi eventi più forti, più visibili, spesso emergono. Allora abbiamo bisogno di una riflessione di sistema, di una riflessione di rete, oggi è una tappa di questo percorso e io quindi ti ripasso la parola su questo.
L'ordine delle psicologhe e degli psicologi c'è, siamo partiti come primo atto del nostro mandato cambiando il nome e ci intendiamo a portarlo avanti fino in fondo e fino all'ultimo. Fortunata Pizzofero è una delle anime di tutto questo ed è una delle anime delle reti che sono invisibili presenti qua dentro e che cercheremo di rendere visibili via via. Quindi grazie a te Fortunata. Grazie, e io proprio per rendere più visibile possibile questa rete importante che è soprattutto a Treviso, questo mi rende orgoglioso perché io sono qua non solo in quanto rappresentante dell'ordine ma anche in quanto trevigiana, quindi vorrei che si avvicinassero al palco per un saluto i nostri partner patrocinanti e quindi Valentina Pizzol per la Commissione Pari Opportunità di Treviso, Maria Domenica Pedone che è Presidente dell'Associazione Donne Medico Sezione di Treviso e la dottoressa Cristina Piccoli che è consigliera dell'Ordine degli Avvocati di Treviso e referente per il CPO e ringrazio anche l'Ordine degli Avvocati di Verona, del quale abbiamo rappresentante la dottoressa Saragini che sarà poi relatrice successivamente. È con vero piacere che sono qui oggi sia in rappresentanza del mio presidente, ovvero l'avvocato Massimo Sonego, che porta il saluto a tutti voi, sia in rappresentanza dell'altro mio presidente, vedete tutti maschi, del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati, ovvero l'avvocato Stefano Boff, in quanto io faccio parte sia dell'Ordine degli Avvocati che della Commissione Pari Opportunità, appunto presente all'interno dell'Ordine. Vi dirò di più. Faccio anche parte della Commissione Pari Opportunità del Comune di Conegliano, quindi mi delizio in sostanza in questo genere di attività, lo dico con ironia, perché proprio perché mi piace cerco di seguire questo filone. Interessantissime sono stati gli ingressi, le entrée degli psicologi e quindi l'aspetto nell'ambito discriminazione e violenza, l'aspetto psicologico è fondamentale, però ritengo che altrettanto importante sia l'aspetto legale. Per questo motivo chi ha organizzato in maniera egregia questo convegno o questa rete, come è stato giustamente detto, ha pensato di unire le due figure, quindi la figura dell'avvocato che oggi è rappresentato da una collega dell'Ordine di Verona e appunto l'aspetto psicologico. Solo due veloci riflessioni, no, una non è una riflessione ma volevo dirvi quello che abbiamo fatto noi, cioè il Comitato Pari Opportunità unitamente all'Ordine, il giorno nazionale, la giornata mondiale della violenza contro le donne, abbiamo voluto illuminare il Tribunale di Treviso di rosso e quindi questo è stato un messaggio forte che abbiamo voluto appunto lanciare dicendo ci siamo anche noi, cioè il Tribunale c'è e proprio per questo motivo si colora di rosso e quindi secondo me è stata una bella iniziativa che è stata raccolta anche dalla cittadinanza. Invece una riflessione che Fortunata aveva detto inizialmente, mi pare anche Luca, proprio questa settimana la Cassa Forense ha fatto una riflessione sul gender gap, cioè hanno documentato relativamente ovviamente alle annate precedenti, quindi credo si parli del 2020 e indietro, che le donne in ogni caso hanno uno stipendio medio a parità di condizioni del 30% in meno. Parliamo di donne avvocato. Quindi riflettiamo, tra noi del Comitato Pari Opportunità ci siamo detti perché? Perché alla fine le donne e una spiegazione univoca non c'è. Sarebbe bello oggi nelle riflessioni generali che si potesse capire. Ovviamente io lo dico relativamente alla professione di avvocato, ma vale per la professione di psicologo e credo che valga per tante altre professioni, perché c'è questa differenza, da cosa è originata. E ecco, quindi sono molto onorata e contenta di essere qui e felice di ascoltare quelle che saranno le vostre riflessioni.
Buonasera a tutte e a tutti, grazie di essere qui, grazie a Fortunata per averci concesso la possibilità di portare i saluti come Commissione Pari Opportunità, che ovviamente non può che essere felice di essere presente e aver dato il patrocinio a questo importante evento. Ci siamo spese come Commissione molte volte anche con campagne di sensibilizzazione importanti verso questa città di Treviso sul tema appunto della discriminazione e della violenza di genere. Mi ricollego a quello che diceva Fortunata Pizzoferro poco fa, cioè il problema del linguaggio. Cioè, come spesso accade, ogni forma di discriminazione e di violenza trae origine da un problema di linguaggio. Nel caso specifico della violenza e della discriminazione di genere, qui particolare visto che parliamo di discriminazione e violenza nel mondo anche nell'ambito delle professioni, si ritrova nel fatto che manca l'uso del femminile in determinate categorie professionali o cariche istituzionali. Non esiste, pensateci, alcun motivo linguistico per cui infermiera e cameriera ci suonino bene, ma sindaca, architetta, avvocata ancora facciamo un po' fatica, almeno alcuni di noi sostengono che siano suoni, parole insomma che non quasi strane, ecco, mettiamola così. Bisognerebbe chiedersi perché lo percepiamo strano, cioè probabilmente, pensateci, deriva dal fatto che fino a non molto tempo fa certi lavori, certe cariche erano precluse alle donne e quindi declinare al femminile le cariche e professioni oggi permetterebbe di rendere visibile finalmente le donne in certi ambiti e anche finalmente testimoniare una progressione sociale, un'evoluzione sociale. Ecco, io non voglio allungarmi, davvero sono felice che oggi ci siano due relatrici veramente di grandissimo spessore, sono veramente onorata di poterle introdurre tra tutti quelli che mi hanno preceduta. Una giudice e un'avvocata. Saluti, grazie. E una psicologa. Chiedo scusa alla psicologa. La parola alla dottoressa Maria Domenica Pedone, che non è solo presidente dell'Associazione Italiana Donna Medico, ma anche dirigente medico della US2, consigliera comunale nel suo comune. Ecco, volevo aggiungere tutte queste cose per dire che la dottoressa Pedone è veramente la partecipazione sociale fatta a persona, e mi riaggancio anche a una delle iniziative della Commissione Pari Opportunità, che è l'agenda doppio tempo, che immagino molti di voi hanno potuto leggere, e nell'agenda doppio tempo la storia del mese, tra l'altro ho scoperto ora, è proprio quella di Maria Domenica. Sì, grazie, Fortunata, che è anche una mia carissima amica che mi onora della sua amicizia, oltre che vicepresidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi, e ringrazio anche il presidente Luca Pezzullo. La rete che c'è tra l'Associazione Italiana Donne Medico, sezione di Treviso, e l'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi nasce ancora prima dell'attuale presidenza e quindi è una rete forte e ben consolidata. Sono molto contenta di essere qui in veste di Presidente delle Donne Medico perché la violenza e la discriminazione di genere anche nella professione medica è ancora molto presente, benché come le psicologhe siamo diventate ormai la stragrande maggioranza della classe medica, però poi abbiamo sopra di noi un fortissimo, molto spesso, tetto di cristallo che ci impedisce di arrivare alle posizioni apicali, no? Per cui siamo di più, però poi i direttori generali, i direttori sanitari, i direttori di dipartimento sono quasi esclusivamente uomini e questo l'associazione che io rappresento qui nella provincia di Treviso si sta battendo perché venga abbattuto questo tetto di cristallo fin dal 1921, che è l'anno di fondazione dell'Associazione Italiana Donne Medico in Italia, e oggi l'anno scorso è ricorso il centenario della nostra nascita, e quindi è importante quindi come professione ed è importante anche come medicina, no? Perché anche la medicina di genere è un grosso gap che ancora non è stato colmato, perché poi tutte le sperimentazioni
sperimentazioni, tutti gli avanzamenti vanno sempre nella misura dell'uomo, no? Le sperimentazioni vengono fatte sugli uomini, i farmaci vengono sperimentati sugli uomini e non sulle donne. Invece è ormai risaputo che le differenze di genere sono fondamentali, sono importanti anche sull'efficacia dei trattamenti. Quindi per noi come donne medico oggi è fondamentale esserci, e ringrazio per questa opportunità che viene data di discutere di temi così importanti. Grazie. Allora, adesso sicuramente entriamo nel vivo della prima relazione della giornata, quindi io ho l'onore di chiamare sul palco la dottoressa Paola Di Nicola Travaglini. Benvenuta dottoressa. Ben arrivata, devo dire è un onore per me, e mi emoziona anche avere vicino la dottoressa Paola Di Nicola. Mentre si prepara, tra l'altro, io volevo ringraziare perché mi hanno detto che in collegamento è presente la dottoressa Barbara Sardella dell'Ufficio Scolastico Provinciale, e direi che questa è una notizia importante da sottolineare, l'attenzione dell'Ufficio Scolastico, perché direi che molti dei temi di cui parliamo oggi sono importanti per noi che siamo qua, ma sono sicuramente importanti per tutte le future generazioni, perché crescono in una cultura un po' diversa da quella dove siamo cresciuti noi, ed è proprio da questo che io volevo partire, perché tra l'altro diciamo, la conoscenza, prima di una conoscenza in presenza della dottoressa Paola Di Nicola, è stato tramite i suoi libri, che io consiglierei spassionatamente come lettura nelle scuole. E un libro particolare che ricordo di quelli che ha scritto la dottoressa Travaglini è La mia parola contro la sua, dove la dottoressa tra l'altro parte anche da una riflessione critica sul vissuto contesto culturale dove tutte noi siamo cresciute, e tra l'altro molte delle cose che la dottoressa racconta nel suo libro hanno risvegliato anche in me alcuni ricordi e mi hanno fatto ricordare quanto effettivamente io, che sono comunque una categoria di donne privilegiate, perché sono qui accanto a lei, perché posso dire di avere un bel lavoro, ma sono a mia volta cresciuta, forse come la dottoressa, in un contesto culturale che non rende facile alle donne inseguire questa parità di genere. La dottoressa Paola Di Nicola parlava dell'effetto maionese, no? In alcuni giorni del mese non si può fare perché si rischia di impazzire. Questo risveglia in me dove io sono cresciuta alcuni anni fa, e mi ricordo che un evento particolare al quale ci tenevo a partecipare, l'evento clou della stagione, come poteva essere questo convegno, insieme a mia nonna, era il giorno della passata. E quando dovevamo fare la passata di pomodoro, anche lì si diceva in maniera sotterranea che mica tutti potevano partecipare, perché ci sono alcuni giorni del mese in cui le donne rischiavano di far andare la passata in acido, ed era una cosa molto comune. Ma poi da questo sono risvegliati, devo dire, una serie di ricordi nella lettura del libro della dottoressa Travaglini, che è una specie di effetto Madeleine alla Proust, e mi ha allargato il campo a una cultura particolare in cui mia nonna mi ricordava che lei avrebbe avuto un figlio in più se non fosse che mentre era incinta il nonno, che aveva un brutto carattere, le aveva dato un calcio nella pancia un giorno che era arrabbiato. Ma questo racconto di mia nonna era semplicemente una trasmissione dei fatti. Mia nonna non ne parlava come di violenza di genere in famiglia, così come mi raccontava di una vecchia prozia che era emigrata in America, con cui non avevamo più tanti rapporti, che aveva fatto fortuna in America, ma c'era andata perché in quanto ragazza madre a quel punto poteva essere picchiata da tutti i fratelli, perché ormai vedevano in lei quella che aveva portato il disonore nella famiglia. E la cosa che mi ha ora colpito, ora che sono in un'altra cultura, che ho fatto un percorso su di me, è che mia nonna li raccontava come fatti del tutto naturali, un'accettazione delle cose a quei tempi. E quindi mi domando quanto, se io non avessi fatto un percorso su me stessa, avrei potuto essere comunque vittima di questi pregiudizi. E quindi è per questo che è importante
che noi, che magari abbiamo degli strumenti ora per poterne parlare, riflettiamo a nostra volta di quali sono i pregiudizi nella quale siamo immersi, perché altrimenti rischiamo di diventare vittima di quelli che io chiamerei pensieri mafiosi della mente, sempre riallacciandomi al capitolo bellissimo in cui lei parlava delle donne di mafia, e quindi ripenso quanti pensieri mafiosi noi abbiamo nella quale giustifichiamo delle forme di violenza senza rendercene conto. Io ho in mente alcune mie pazienti che mi riportano frasi del tipo: ma io non mi dovrei lamentare perché in fondo mio marito mi aiuta, ma se fosse una gentile concessione. Oppure mi ricordo una paziente rievocando la sua depressione postpartum, in cui racconta il primo giorno in cui in ospedale gli portano la bambina piangente, e dice: io a un certo punto non ce la facevo più, le ho detto prendila, e l'infermiera giustamente mi ha guardato malissimo. E in quel giustamente non c'è appunto quella cultura della violenza nella quale tutti noi siamo immersi e di cui non ci rendiamo conto. Ed è per questo che è importante, come dice la dottoressa Di Nicola, che noi facciamo particolare attenzione alle parole che quando vengono scritte nelle sentenze, ma anche quando vengono utilizzate in terapia, possono diventare delle pietre. E quindi grazie dottoressa. Buonasera a tutte e a tutti, sono profondamente onorata di essere qui. Ringrazio veramente l'accoglienza dell'avvocatura, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, del Consiglio dell'Ordine di Psicologi e Psicologhe, anzi psicologhe e psicologi, ho notato anche questa anticipazione, così come del Comitato Pari Opportunità, che ha questa ricchezza straordinaria in questo Comune. Sono emozionata, vi dico la verità, perché parlare in un contesto come questo, la memoria, la storia, i millenni, mi fa venire i brividi. Io oggi mi vorrei rivolgere agli uomini, ai pochi uomini, che in questi contesti e in queste situazioni purtroppo abbiamo in un numero sempre risibile, ma sono uomini che hanno un ruolo importante, hanno un ruolo di formazione, come lei avvocato, hanno un ruolo di rappresentanza, come lei avvocato presidente, la ringrazio, e come lei presidente, e così come il sindaco che ci ha onorato della sua presenza. Io vi chiedo, signori uomini, di rompere gli specchi che voi non vi accorgete di avere intorno a voi da millenni. Gli specchi di cui parla Virginia Woolf nel suo libro Una stanza tutta per sé, in cui scrive: per secoli le donne sono state gli specchi magici e deliziosi in cui si rifletteva la figura dell'uomo raddoppiata. Senza questa facoltà la terra probabilmente sarebbe ancora palude e giungla, salto. Qualunque sia il loro uso nella società civilizzate, questi specchi sono indispensabili a ogni azione violenta ed eroica. Perciò Napoleone e Mussolini insistono così enfaticamente sull'inferiorità delle donne, perché se queste non fossero inferiori, non servirebbero più a raddoppiare gli uomini. E spiega anche perché essi non tollerano la critica della donna. Questa non può dire che il libro è brutto, il dipinto è debole, eccetera, senza suscitare assai più dolore e assai più rabbia di quanto ne potrebbe suscitare un altro uomo con la stessa critica, giacché se la donna comincia a dire la verità, la figura nello specchio rimpicciolisce. Come potrebbe continuare a giudicare, a civilizzare gli indigeni, a legiferare, a scrivere libri, a indossare il tight, a pronunciare discorsi nei banchetti se non fosse più in grado di vedersi riflesso, a colazione e a pranzo, almeno 2 volte più grande di quanto veramente sia? La visione dello specchio è per gli uomini immensamente importante. Se gliela togliete, l'uomo può morire. Vorrei partire da qua perché il sistema degli specchi
di cui parla Virginia Woolf, e io appunto questo chiedo agli uomini oggi presenti: non avete bisogno degli specchi e dunque non avete bisogno di rimpicciolire le donne per essere quello che siete. Ma Virginia Woolf non parla di un'altra cosa, la cancellazione del femminile, quello di cui ha parlato lei, presidente, vicepresidente e dottoressa. Perché esistano gli uomini è necessario cancellare le donne in una logica binaria, in una logica di contrapposizione, che è quella che ha costruito la storia e la cultura delle società da sempre. È un problema globale quello di cui stiamo parlando. E vi voglio fare un esempio. Randall Huss, antropologo dell'Università della California, nel 2018 ritrova insieme al suo staff un individuo di 9.000 anni, un individuo che apparteneva probabilmente a un popolo delle Ande, e attorno al quale c'erano degli strumenti di pietra. Il professor Randall Huss disse subito: questo è un grande cacciatore, perché che sia un cacciatore, che sia un uomo, è coerente con la conoscenza del mondo. Peccato che andando a fare studi più approfonditi scoprirono che quell'individuo non era un uomo, era una donna, era una cacciatrice. Qual è il punto a proposito degli specchi che ingrandiscono e del rimpicciolimento femminile? Che le donne non appartengono alla coerenza del mondo della conoscenza. Ed è per questo, carissima dottoressa Pizzoferro, come dice lei, che noi non possiamo nominare il femminile nelle professioni di potere come la mia. Perché il femminile, io non mi sono accorta di essermi firmata per quasi 20 anni il giudice, eppure sono quella che vedete qui. Ho avuto 2 figli, 2 parti, gli allattamenti, ero una donna. Non sapevo che alle donne fosse stato impedito l'accesso alla magistratura in quanto donne, non perché non intelligenti e non capaci, ma perché erano donne, quindi inesistenti, da cancellare, inadatte, inadeguate, incompetenti. Noi siamo strutturalmente ritenute così. Quindi lei si è sorpresa di essere stata considerata carina e non intelligente? Questo è l'apparato in cui ci muoviamo, dalla magistratura all'avvocatura, alla psicologia, per secoli e secoli. E vi dico di più, la rappresentazione della giustizia, la Dike, è una rappresentazione femminile, è una donna, da sempre, è sempre stata rappresentata come una donna possente, alta, imponente, potente. Era la rappresentazione di qualcosa che alle donne era vietato. Pensate che straordinaria capacità il pensiero e la conoscenza, trasmettere apparentemente il potere di un potere che non si ha. Io ho dovuto aspettare millenni per indossare la toga e dunque non potevo che chiamarmi al maschile. Perché? Perché il mio femminile è squalificante. Le donne che si chiamano al maschile ritengono il loro genere inesistente, inadeguato, inadatto. Così come non essere cacciatrice. Noi siamo nati in scuole nelle quali ci hanno insegnato che l'uomo è cacciatore. Cos'è la donna? È preda. Me lo ha sempre detto mia madre.
non far vedere qual è il tuo desiderio, non mostrare qual è la tua volontà, no? Fuggi e ti inseguirà. La preda muore, la preda non esprime volontà. Le donne sono ammirate. Ammirare deriva da ad, mirare, cioè non sono ammirate nel senso di essere apprezzate, sono prese di mira per essere colpite e uccise. Questo vuol dire ammirare nella sua risalenza linguistica. Eppure ce lo diciamo, siamo molto felici di essere ammirate. Arrivo alla violenza. La violenza non si vede. La violenza, quella più grave, quella che distrugge, ne parlavamo oggi a tavola, è quella che distrugge l'identità. È più violenta una battuta detta in un'aula di giustizia ad un'avvocata chiamata avvocato o signorina, o a me, non chiamata giudice o dottoressa, ma signora. Non è una disattenzione, attenzione, no. Quando si dice ma è inutile rispondere, è inutile sottolineare, non è così. Quella battuta ti non solo esprime una cultura, è d'accordo, ma è finalizzata ad abbassare il tuo livello, a ridimensionarti, a metterti a posto. Tu sei preda, non sei cacciatrice. Quello è il tuo luogo. Quindi l'obbligo di ruolo che ci fa dire che il governante è colui che governa, al femminile la governante è colei che al più governa una casa. La stessa questione si potrebbe porre, si pone per la parola modello e modella. Il modello è qualcosa a cui mirare, ambire, è al maschile. La modella è corpo, rappresentazione, bellezza, cioè nulla. Quindi il femminile è svalutante. Chi si occupa del tema della lingua si occupa di una delle questioni più complesse e più difficili, è il potere, perché l'assetto linguistico è l'assetto simbolico che mantiene fermo un assetto di potere. Chi chiama il femminile disarticola quell'assetto. Attenzione, non è una questione per niente banale come riteniamo o che viene dopo. Io ho fatto fatica, vi dico anche, a firmarmi la giudice al femminile, molta fatica, perché ho dovuto guardare a una storia millenaria in cui ero stata esclusa perché incapace. E quel femminile, nel riaffermarlo come istituzione, poteva voler dire che anche gli incapaci esercitano giurisdizione. Gli stereotipi sono schemi inconsci di percezione e valutazioni che sono diventate strutture storiche di un ordine millenario. Dal capotavola al cognome. Il capotavola a chi spetta? Al nonno, al padre. Potrà essere l'uomo più straordinario del mondo, più accogliente e accudente, ma quello è il suo posto, il posto a tavola. E nessuno glielo può togliere, salvo creare una rottura di un assetto. E il cognome. Se io chiedessi ai pochi uomini oggi presenti, se vi togliessero il cognome, non vi consentissero la trasmissione della vostra identità, come vi sentireste? Pensate che le donne non hanno mai avuto un cognome e non hanno mai avuto un nome.
Pensate che nel diritto romano le donne, le femmine che nascevano, venivano chiamate a prima, seconda, terza, ultima. Le prostitute, anzi le prostituite, venivano chiamate col nome dei colori, bianca, rossa, bruna. Perché? Perché così il cliente le poteva ritrovare. Il cognome, le donne a Roma non lo avevano quello della gens, quello della famiglia. E il nome proprio non poteva essere pronunciato fuori da quella casa. Secondo voi tutto questo che vuol dire? Noi oggi, io mi presento Paola Di Nicola Travaglini perché a 55 anni ho scoperto di essere figlia di una madre. Perché io mi sono sempre presentata come figlia di un padre. Ce ne accorgiamo, lo sappiamo, lo vediamo. Ho preso il mio cognome, quello di mia madre, almeno presumevo fosse tale, e ho scoperto in un'occasione pubblica che mi è stato fatto notare che io avessi preso il cognome di mio nonno, cioè del padre di mia madre. E vi dico di più, che io mi chiamo pure Di Nicola, per cui ho il nome, un cognome patronimico, quindi io ho un cognome maschile al cubo ad oggi. Pensate, non sono in grado di sapere neanche come mi chiamo. Tutto questo entra nell'aula di giustizia. Tutto questo entra nella nostra aula di giustizia. E se i giudici, le giudici e l'avvocatura non colloca la violenza nei confronti delle donne, quel reato, in un contesto simbolico, in un assetto di potere che non vediamo ma è iscritto dentro di noi, non potrà mai leggere quella violenza. Non la leggerà mai, mai. L'avvocatura su questo io ci tengo molto, l'ho detto prima alle avvocate e agli avvocati con cui ho parlato. Ritengo che l'avvocatura abbia un ruolo decisivo nel riuscire a far entrare nelle aule di giustizia una lettura diversa della realtà, purificata da stereotipi e pregiudizi che non vediamo. Lo può fare solo un'avvocatura che vola alto, un'avvocatura che non difende a modalità anni 50, un'avvocatura cioè che non difende screditando la vittima di quel reato. Lo può fare guardando i fatti, individuando, scegliendo e calibrando la questione delle prove in maniera pulita, senza dover portare per mano necessariamente il giudice nell'apprezzare il ruolo stereotipato di quella donna in quel contesto. Non è una buona madre, non è una buona figlia, era vestita in quel modo, aveva bevuto, era appariscente, se l'è cercata. Ancora così vediamo purtroppo difesi gli uomini autori di violenza e non si fa un buon servizio a quegli uomini. Perché al di là della condanna o dell'assoluzione, non ci poniamo questo tema perché quello riguarda il singolo fatto e il singolo processo. Io vorrei appuntare l'attenzione sull'attività interpretativa. L'attività interpretativa è un'attività che è frutto della scala di valori del giudice, della giudice, che sotto quella toga ha una storia familiare, ha una storia culturale, ha delle letture, ha visto dei film, è intrisa di pregiudizi. Tant'è vero che la Convenzione di Istanbul all'articolo 12, così come la CEDAW all'articolo 5, chiedono agli Stati di non applicare e anzi di sradicare i pregiudizi da tutto, da un'aula come questa meravigliosa, da un'aula di tribunale, da una sala operatoria, da una aula di scuola. Noi siamo tutti
a partire da me, vittime di stereotipi e pregiudizi nei confronti di uomini e donne. Ho una sola possibilità da giudice, di essere una persona seria, di saperlo, di acquisirne consapevolezza e di fare di tutto per rimuoverli. Se io questo non lo faccio, non sarò una giudice imparziale, non sarò una giudice affidabile, non sarò una giudice capace di rappresentare il popolo italiano in nome del quale amministro la giustizia. Quindi il tema, e lo pongo qui in un contesto come questo, così ricco culturalmente, vi chiedo, il tema è l'imparzialità, perché dobbiamo cominciare a ragionare in che termini riteniamo che l'imparzialità si debba connotare. È un'imparzialità rispetto al limite conoscitivo che abbiamo e che è talmente inquinato da questa struttura di potere millenaria, da quegli specchi di cui voi uomini non riuscite a liberarvi e di cui noi continuiamo a farci scudo facendoci piccole, che tutti insieme, solo uomini e donne tutti insieme, potranno distruggere. E chiudo veramente perché mi piacerebbe avere un'interlocuzione con tutte voi. So che ognuna di voi ha una storia importante dal punto di vista, e ognuno di voi una storia importante sotto il profilo professionale. Una donna che denuncia violenza è una donna che non è creduta. Lo dico con molta nettezza e lo dico assumendomi la responsabilità di quello che dico. Perché la storia della religione, la mitologia, la letteratura, la scultura, l'arte, la scienza ci dicono che le donne non valgono. San Paolo, nella sua lettera, diceva: la donna impara il silenzio con perfetta sottomissione, ma così anche la moglie di Pericle doveva tacere, e così tutte le donne della storia dell'umanità. Quindi noi siamo nate sapendo che la nostra parola non vale, non ha mai avuto valore. Il consenso in una violenza sessuale, la parola consenso, nel codice penale, nella violenza sessuale non c'è. Perché? Eppure c'è rispetto ad altri reati. Gli avvocati penalisti e le avvocate penaliste sono qua, me lo insegnano. Perché il consenso delle donne nell'atto sessuale è irrilevante. Ce lo ha detto la dottoressa. È irrilevante. E quindi chiedete alle aule di giustizia di andare a cercare il consenso di una donna, credendole, semmai forte di una giurisprudenza granitica e decennale della Corte di Cassazione, secondo la quale è sufficiente la dichiarazione di una vittima per arrivare a sentenza di condanna. Sapete che queste sentenze della Cassazione sono quasi sostanzialmente inapplicate su tutto il territorio nazionale? Perché? Perché noi non ci possiamo, nessuno di noi, fidare della parola di una donna, anche se questa è testimone, anche se lei è l'unica testimone, anche se se ha tutto da perdere dal dire quella parola. Quindi concludo. Quello con cui ci stiamo misurando è molto più grande di quello che immaginiamo. È la prima generazione giuridica, lo dico nel nostro ambito da avvocati, magistrati, psicologhe che sostenete la magistratura in questo lavoro così difficile e complesso, è la prima volta che l'umanità si misura con un soggetto estraneo al mondo del diritto e della storia, le donne. La Convenzione di Istanbul è la prima convenzione che parla delle donne come soggetto di diritto autonomo, che hanno il diritto umano di vivere senza violenza. Pensate, è una rivoluzione culturale e giuridica inimmaginabile. Adesso spetta a noi a dare a queste parole
il senso vero, rompendo gli specchi. Grazie. Allora, andiamo avanti anche a invitare le prossime relatrici, ma la dottoressa può rimanere qui con noi, quindi man mano il palco si riempie, così al termine facciamo un dibattito tutti insieme. Continuiamo comunque anche seguendo il filone della violenza. Io sempre, leggendo non solo le sue parole di oggi, ma anche quello che lei ha scritto in passato sul tema della violenza, ricordo che diceva che meno del 10% delle donne vittime di violenza denuncia, e probabilmente questo dipende appunto dal fatto che facilmente in Italia una vittima non è credibile. Io ho provato semplicemente ad appuntarmi alcune delle motivazioni per cui una vittima di violenza in Italia non è credibile. Mi ero segnata: la vittima non è credibile se ha bevuto, se ha fumato, se ha ballato prima o se ha ballato dopo. La vittima non è credibile se indossa una gonna, se è truccata, se è bisessuale, se è single. La vittima non è credibile anche se ha un amante. E se è muta? Non è credibile se è brutta, ma anche se è troppo bella. E la vittima non è credibile se torna a casa tardi, non è credibile se invita un amico a cena. Diventano poche le vittime credibili effettivamente. E sempre di questo probabilmente ne discuteremo sicuramente dopo nell'ambito della discussione. Io sempre seguendo il filone della violenza e comunque parlando di violenza nelle relazioni affettive e intime, anche rilacciandoci alla Convenzione di Istanbul che ha citato la dottoressa, do il benvenuto anche alla prossima relatrice, che è la dottoressa Saragini, avvocata e consigliera dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Verona. Un attimo che lascio questo posto. Sì, adesso accendo. Scusate, c'è il computer lì, se accendi le diapositive della dottoressa Gini? Sì. Allora, intanto... E insieme all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Verona, come Ordine degli Psicologi e soprattutto insieme al Tribunale di Verona, stiamo lavorando ad alcune linee guida, seguendo appunto la via tracciata dalla Convenzione di Istanbul, di cui la dottoressa Gini ora ci parlerà, e anche alcuni suoi punti fondamentali, appunto l'articolo 12 che insiste sulla prevenzione, punti che insistono sulla collaborazione e cooperazione tra enti e realtà sociali, insieme al Comune di Verona, al Tribunale, ai servizi sociali e sanitari della Provincia di Verona. Stiamo cercando di lavorare a un protocollo che definisca delle linee guida attraverso le quali i diversi attori coinvolti possono mettere rapidamente in sicurezza e trattare casi di violenza all'interno dei processi di separazione delle famiglie. Quindi ringrazio la dottoressa Saragini, che oggi ci parlerà appunto di questo lavoro che stiamo faticosamente, perché ovviamente quando i partner sono tanti, arrivare alla fine a una mediazione e a un testo condiviso non è un lavoro semplice, ma devo dire abbastanza caparbiamente, siamo quasi in dirittura di arrivo. E quindi grazie a Saragini per la sua presenza qui oggi. Sì. Buonasera a tutte e a tutti, e sono io che ringrazio le organizzatrici e gli organizzatori di questo pomeriggio di approfondimento, il Comune di Treviso, la dottoressa Pizzoferro e l'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi. E io appunto intervengo dopo il sempre entusiasmante intervento della dottoressa Di Nicola. Il mio intervento sarà molto più pragmatico, ma riprenderà quelli che sono i concetti della quale la dottoressa ci ha parlato con tanta passione. Io
vengo anche in rappresentanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona e vi porto i saluti della nostra Presidente Barbara Bissoli, che fino a un mese fa era l'unica Presidente donna degli Ordini degli Avvocati del Veneto. Da un mese abbiamo anche la Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, che è una donna, e piano piano ci sono sempre più donne anche a essere elette Presidenti degli Ordini, quindi questo diciamo ci fa piacere. L'esperienza della quale io vi parlerò è appunto l'elaborazione di questo protocollo che appunto nasce per iniziativa dell'Ordine degli Avvocati e coinvolge il Tribunale di Verona, il Tribunale Civile e Penale di Verona e tutti quei soggetti importanti che appunto intervengono nell'ambito del processo, sia civile che penale. Ma perché questi interventi sono necessari quando si parla di violenza di genere? Perché i dati della violenza sono dati allarmanti, ormai da molti anni, che non accennano a diminuire e quindi dobbiamo affrontare con strumenti adeguati un problema che ormai è endemico, non è un problema di emergenza passeggera, ma è proprio insito nella nostra società. Infatti i dati che l'Istat ci propone sono dati assolutamente appunto allarmanti. La pandemia ha aumentato le situazioni di violenza e paradossalmente e tragicamente ha però diminuito le denunce penali delle donne. Questo perché ovviamente una donna che si trova intrappolata in casa avrà ancora più timore e paura ad uscire allo scoperto, ma anche per tutte quelle problematiche legate appunto alle misure di emergenza che hanno caratterizzato le case rifugio in questo periodo, che appunto potevano accogliere un numero minore di donne, in certi periodi non potevano accogliere nessuno, proprio per il problema insomma noto che sappiamo del Covid. Questa si è rovesciata, non so se riuscite a girarla, se il tecnico riesce a girarla, era dritta, vabbè. Questa è una slide che riporta i dati del Veneto, i dati sulla violenza ed è appunto stata elaborata con i dati dei centri del coordinamento IRIS, perché in Veneto noi abbiamo una legge regionale dal 2013 che ha mappato tutti i centri antiviolenza, le case rifugio di primo e secondo livello e istituisce bandi per appunto come dire, la diffusione dei fondi che ci sono a disposizione, fondi nazionali che poi le regioni distribuiscono a livello locale. E appunto 13 centri del privato sociale si sono costituiti in un coordinamento che si chiama IRIS, che porta avanti le istanze appunto dei centri e quindi delle donne che hanno bisogno di accoglienza, e che fa un lavoro anche importante di raccolta dati, perché il nostro Paese sinora non ha un organismo centralizzato che raccolga i dati nazionali, e quindi i dati sulla violenza vengono dai centri antiviolenza. Ecco, ancora oggi, nonostante che la Convenzione di Istanbul abbia diciamo, chiesto agli Stati firmatari di appunto prevedere degli organismi che svolgano questo ruolo così importante, ecco, diciamo che aiuta molto in questo ambito il servizio del 1522, no? Perché i dati nazionali vengono da questo servizio, dove appunto ci sono delle operatrici che di vari centri antiviolenza che si alternano nel tempo e appunto ricevono le richieste di aiuto e raccolgono i dati in modo anche molto diciamo dettagliato e utile. Vi dicevo, il Veneto ha questa legge regionale molto importante appunto
perché in seguito a questa legge effettivamente i centri hanno ricevuto più risorse economiche. Certo non sono mai sufficienti, perché questa piaga, questo problema così diffuso richiederebbe più risorse, ma certamente c'è stato un miglioramento da questo punto di vista. Vi dicevo che i principi ai quali questo protocollo si è ispirato sono principi che noi abbiamo ricavato dalla Convenzione di Istanbul, che è stata ratificata dall'Italia nel 2013 e che è una legge vincolante per il nostro Stato. Ed è una legge molto importante perché è il primo testo che affronta il problema della violenza a 360 gradi e quindi non solo la violenza nell'emergenza, no? Quindi quando c'è bisogno di proteggere le donne appunto dalla violenza, di perseguire i colpevoli, ma anche in ambito di prevenzione, quindi richiede agli Stati tutta una serie di interventi volti a formare gli operatori, ma anche informare i cittadini e le cittadine e andando anche nelle scuole per ovviamente cercare di creare cultura della non violenza. La Convenzione definisce quella che è la violenza, e per violenza di genere si intende non solo la violenza fisica, ma appunto sappiamo anche la violenza psicologica non è meno dannosa. Una forma di violenza psicologica è la violenza economica, anch'essa molto presente e in grado di danneggiare moltissimo le donne, i loro figli e le loro figlie. E la Convenzione parla anche di violenza domestica, e cioè riporta questa definizione nell'ambito domestico, cioè quando appunto avviene in ambito familiare. Quali sono stati i principi generali che abbiamo preso dalla Convenzione di Istanbul per preparare questo protocollo? Allora, la Convenzione richiede agli Stati di porre in essere delle collaborazioni fra tutti quei soggetti che a vario titolo intervengono in aiuto alle donne nei più disparati ambiti e viene richiamata la necessità anche del coinvolgimento appunto dell'autorità giudiziaria, delle procure, degli enti diciamo appunto pubblici, ma anche gli organismi privati. E il protocollo infatti ha coinvolto appunto gli ordini professionali, abbiamo l'ordine ovviamente degli avvocati, ma anche l'ordine delle psicologhe e degli psicologi, l'ordine dei medici e il Tribunale Civile e Penale. Una novità, ecco, nell'ambito giudiziario è il coinvolgimento del Tribunale Civile, no? Perché mentre ovviamente il Tribunale Penale, la Procura, insomma l'ufficio del GIP, dibattimento, occupandosi di reati, ha dovuto da tempo, poi chiaramente anche lì ci sono molti problemi ancora di come viene poi esercitata tutelata appunto la vittima, però si occupa di reati e di conseguenza hanno, diciamo, nel tempo, per esempio a Verona, il Tribunale di Verona ha un pool di magistrati che si dedica ai reati diciamo che ruotano intorno alla famiglia, no? Ecco, molte procure si sono organizzate, ma il Tribunale Civile, peraltro io sono un'avvocata civilista, quindi mi occupo di famiglia, ecco, la violenza di genere è ancora sconosciuta in quelle aule, salvo che si abbia la fortuna di incontrare qualche magistrata o magistrato più sensibile che magari per sua cultura personale ha approfondito certe tematiche, ma il sistema è proprio lontanissimo dalla capacità di riconoscere la presenza della violenza, no? Quindi il lavoro che si sta facendo anche con il Tribunale Civile è un lavoro fondamentale, perché sappiamo bene come
il ruolo anche del giudice civile nelle separazioni oppure in quei giudizi volti alla gestione, diciamo disciplinare la gestione dei figli naturali, no? Quindi quando la coppia non è sposata, ha un ruolo fondamentale perché è un giudice che dovrà decidere l'affidamento dei minori, la gestione delle visite e se non è in grado di comprendere la presenza di violenza, sarà un giudice che non tutelerà i minori. E quello è il compito primario che ha un giudice, cioè garantire l'interesse del minore. No? Ecco. Quindi il protocollo prevede la formazione comune, perché ovviamente la conoscenza è quella che fa la differenza. No? Allora, e quindi mettere una base che appartenga a tutti questi soggetti, perché poi ci sono anche i servizi sociali coinvolti nel protocollo, i servizi sociali dell'azienda sanitaria, quindi dell'ULSS, ma anche quelli del comune, che anche loro svolgono un ruolo fondamentale nell'accoglienza di queste famiglie, diciamo, in fase di separazione. Ecco, quindi in questo senso noi contiamo di poter partire a brevissimo con la formazione in modo da mettere dei punti fermi che possano essere condivisi da tutti, dalla magistratura, dall'avvocatura, perché è vero che il ruolo delle avvocate e degli avvocati è fondamentale perché è soprattutto grazie alla difesa che una donna si sente sostenuta. E io questo ve lo dico perché lo so, è quello che faccio da moltissimi anni. Tra l'altro io ho una militanza decennale nei centri antiviolenza, quindi come dire conosco benissimo la condizione psicologica di queste donne. E devo dire che se la donna si sente sostenuta dall'avvocata, anche dall'avvocato, diciamo che le avvocate dei centri antiviolenza sono soprattutto donne, ma potrebbe anche esserci qualche avvocato maschio in grado di sostenere le donne nel penale, ce ne sono di bravissimi colleghi che sono appunto molto vicini, ecco, e capiscono la condizione della donna. Ecco, la donna è in grado di affrontare anche un giudizio difficile dove trova poca comprensione da parte del magistrato, della magistrata purtroppo, da parte del servizio sociale, ecco, e perché viene anche istruita, tra virgolette, ahimè. Io vorrei non dover svolgere più un ruolo così importante di istruzione della mia cliente affinché non faccia, diciamo, una brutta figura, ma affinché non sia non compresa da chi si trova davanti, perché questo succede. La formazione serve perché le donne vittime di violenza sono donne difficili da capire e da gestire. Se non si ha la formazione non si capiscono, perché quante volte si sente dire beh, ma se è rimasta tutti quegli anni con quel marito vuol dire che dopo tutto non era così violento, no? Ecco, in realtà una donna svilita da anni di violenza non è più in grado di uscire, spesso alcune donne non ce la fanno più, quindi è una conseguenza dell'essere sottoposta alla violenza, quella di essere psicologicamente fragile, no? E invece di fronte a un magistrato o a un assistente sociale, una psicologa dei servizi che dovrebbe tutelarle queste donne, non sono comprese, quindi vengono considerate, ecco, uno dei problemi nei giudizi di separazione e di, diciamo, regolamentazione delle convivenze, della gestione dei figli nelle convivenze di fatto è la cosiddetta vittimizzazione secondaria, no? Cioè donne che anziché ricevere giustizia vengono colpevolizzate per non essere considerate cattive madri, perché appunto hanno
timore di lasciare i figli con un padre che è sempre stato violento, che poi è un timore che, se fosse accolto nel modo giusto, potrebbe anche davvero un atteggiamento che si può modificare, perché le situazioni non sono fisse. Una situazione di quando una donna decide di separarsi, no? Quella donna dopo qualche tempo non è più la stessa. Se trova accoglienza, comprensione e tutela, tra l'altro da chi gliela deve dare la tutela, perché chi è se non il giudice o la giudice che deve dare tutela alle donne? Questa sarà una donna che si rinforza, perché, vedete, anche il processo può essere terapeutico se è fatto bene. Le donne, per esempio a me capita, hanno voglia di raccontare la loro situazione, no? Di sofferenza, perché vogliono giustizia. Allora il bravo professionista deve capire come rendere questa situazione in modo che la donna ottenga giustizia e non sia incompresa, no? Soprattutto finché non abbiamo professionisti preparati a comprendere meglio. Ma se le varie fasi del processo sono svolte in modo preparato e professionale, queste donne poi non rimangono fisse nella loro situazione, ma possono evolvere e quindi accettare che i figli possano riavvicinarsi al padre, tanto più che se poi la violenza viene identificata, gli stessi uomini possono fare un percorso e cercare di contenere questi agiti violenti, no? Ci sono aspetta che non riesco a tornare indietro con le slide. Com'è che si fa? Non vedo i bottoni quelli. Ah, eccoli qua. Sì. Ecco, ci sono degli sportelli di aiuto per gli uomini maltrattanti, il Comune di Verona ne ha uno al quale si rivolgono soprattutto gli uomini che sono stati denunciati, no? Perché gli avvocati, per poter avere una pena meno diciamo impegnativa, li mandano a fare un percorso. Devo dire che a Verona spesso il giudice per le indagini preliminari concede delle pene più tenui se questi uomini si impegnano a fare il percorso con uno psicologo. Ecco. Pare che i risultati non siano un granché, ecco. Però certamente credo che comunque sia un servizio che è giusto che ci sia, ecco, perché anche fosse un uomo su 30 che un pochino riesce a contenere, a comprendere, ecco, il dolore che consegue a questi comportamenti maltrattanti, ne vale comunque la pena. Ecco. E il protocollo, quindi vi dicevo, appunto vuole evitare quella che è la vittimizzazione secondaria, per cui quando si fa la formazione è importantissimo comprendere la differenza che c'è tra violenza e conflitto, che può sembrare una banalità, ma in realtà è il problema che c'è nelle aule di giustizia, è il problema che si ritrova in tutte le relazioni, quasi tutte le relazioni dei servizi sociali, ma anche, ahimè, dei consulenti tecnici che sono nominati dal Tribunale per poter avere un parere più approfondito sulle dinamiche appunto che ci sono tra la coppia, sulla capacità genitoriale, eccetera, eccetera. È chiaro che, perché si parla sempre di conflitto, no? Cioè quando non si nomina la violenza si fa ricadere nel conflitto, ma conflitto ha un termine ben definito, e cioè vuol dire che ci sono due parti che sono pari, cioè sono due parti che magari litigano anche tanto,
ma non ce n'è una che soccombe come nella violenza. E quindi in presenza di violenza occorre porre in essere tutta una serie di accorgimenti che sono per esempio quello di evitare la mediazione tra le parti, di valutare se è il caso che per esempio all'incontro con i servizi sociali le parti vadano assieme, almeno in un primo periodo, perché mediazione e conciliazione attuate quando c'è violenza possono essere anche molto pericolose, perché hanno portato anche all'aggressione fisica delle donne che magari sono andate ai servizi sociali per l'incontro appunto con l'assistente sociale o la psicologa e sono state aggredite dall'ex, o anche sui figli minori. Insomma, sappiamo tutti del caso del piccolo Baccarat, che è stato ucciso dal padre in uno di questi incontri. Ecco, quindi non si tratta di sottigliezze, ma si tratta di questioni fondamentali, no? Soprattutto in un ambito che dovrebbe dare tutela. Quindi qui in questo modo non c'è tutela, ma il problema della mediazione e del cercare di, come dire, far dialogare le parti sta anche nel fatto che queste donne non sono in grado di gestire una trattativa perché hanno paura e quindi pur di come dire, chiuderla sono in grado di accettare qualsiasi, come dire, condizione anche a loro non favorevole. Ecco. E quindi qui il ruolo della difesa è fondamentale, no? Perché l'avvocato può intervenire quando ci sono queste situazioni, sia parlando con la giudice o il giudice e sia anche con il servizio sociale. Cioè bisogna che si sentano sostenute queste donne. Ecco. E una conseguenza di questa confusione che viene fatta è quella di parlare di PAS, no? Ormai sembra quasi un po' superato a livello di questioni di famiglia, ma è cambiato solo la terminologia, perché non parlano più di sindrome d'alienazione parentale, perché la Cassazione con chiarezza l'ha, diciamo, proprio cassata, dicendo che non si tratta di sindrome, non è una, come dire, non è qualificabile come una sindrome, no? Ecco, però quindi il termine sindrome dell'alienazione parentale io non l'ho più visto scritto, però parlano di madre simbiotica, madre malevola, esatto, e quindi alla fine la sostanza non è cambiata, cambiano i termini, ma comunque si vuole dire che la responsabilità del fatto che i figli non vadano volentieri dal padre sta in capo alla madre, no? Ma questo purtroppo succede ancora molto spesso e io noto che anche tra i servizi, tra i vari servizi che intervengono in questi casi c'è poco coordinamento, perché per esempio troviamo che l'assistente sociale, la psicologa che parla coi genitori elabora una relazione che è completamente sconnessa da quello che poi dice la psicologa dell'età evolutiva del servizio minori che parla coi minori, dove ci sono bambini, ragazzini che con molta chiarezza dicono perché non vogliono andare dal padre e raccontano che sono stati maltrattati, che insomma sono chiarissimi in questo. Allora io non capisco perché il minore dice così, la mamma riporta le stesse cose, ma la mamma viene sempre messa sotto una luce appunto di madre che non fa abbastanza perché questi figli vadano col padre. Cioè, ecco, in questo senso dico la formazione è indispensabile, anche se però devo dire che su Verona è tantissimi anni che facciamo formazione, perché Verona ha dei tavoli su questi argomenti che sono 20 anni che ci sono e abbiamo fatto formazione con i servizi sociali. Ecco, il Tribunale non ha mai partecipato fino ad ora, perché è sempre... Però ecco, quindi mi chiedo anche
come mai tutta questa resistenza? È sconfortante, davvero? Non lo so, comunque, certo non ci si arrende, ecco, quindi il protocollo, il Tribunale di Verona non c'era, adesso io spero che sia uno strumento in più. Ecco, tra l'altro la gravità di questa situazione in Italia ce la riportano anche delle condanne che l'Italia ha subito da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, cioè l'Italia ogni tanto colleziona una condanna e in questa sentenza molto recente del 2021 appunto la Corte europea condanna l'Italia per una sentenza d'appello che ha erano stati condannati in primo grado dei ragazzi per violenza sessuale di gruppo contro una ragazza. In sede d'appello la sentenza è stata annullata, quindi la condanna non è stata confermata. E la cosa grave di questa sentenza è che è pienissima di stereotipi, perché la vita di questa ragazza è stata scandagliata in modo scandaloso e sono andati hanno inserito nella motivazione della sentenza frasi che riguardano l'orientamento sessuale, pregresse relazioni sentimentali, valutazione della condotta tenuta da questa ragazza nei confronti degli imputati sia prima che durante la sera in cui è accaduta la violenza. E in sostanza, ecco, questa è una sentenza pienissima di pregiudizi, no? In questo modo, perché l'Italia è stata condannata? Perché è accaduta si è manifestata la violazione degli obblighi positivi che lo Stato ha di proteggere anche una presunta vittima di violenza, e quindi non è assolutamente ammissibile che vengano riportati elementi, circostanze assolutamente inutili ai fini della decisione, ma che vanno a ledere proprio l'immagine, la dignità e la privacy appunto della persona. Un'altra sentenza molto famosa è quella del caso Talpis contro Italia, e in questo caso l'Italia è stata condannata perché non è stata in grado di proteggere questa donna e la sua famiglia. In particolare è stato ucciso il figlio della donna che aveva cercato di difenderla contro il marito che la voleva aggredire, e questo è un caso, diciamo, dove appunto risalta moltissimo la sottovalutazione, no, della denuncia della donna, no, che non è stata tenuta in debita considerazione, c'è stata molta lentezza, il caso poi è stato anche archiviato e appunto il figlio poi della donna è stato ammazzato. Ecco, quindi c'è stata la violazione proprio di tutta una serie di obblighi che sono in capo allo Stato, ovviamente. Ecco, quindi questo da un punto di vista pratico per dire che la situazione in Italia è ancora non adeguata, neanche sufficientemente adeguata, ma ci sono strumenti da mettere in campo e quindi insomma noi siamo qua per cercare appunto di migliorare la situazione e anche con fiducia, diciamo, perché altrimenti tutto inutile, no? Ecco, io per quanto riguarda la mia esperienza posso dire che una difesa competente è utilissima, perché queste donne veramente cambiano vita. Ecco, quindi questo è l'aspetto, no, che poi sostiene un lavoro che è anche difficile, perché siamo sul campo, no? Ci si scontra tutti i giorni proprio con queste difficoltà, però ecco, ne vale la pena. Ecco, quindi credo che chiunque a qualsiasi livello, se percepisce
quanto è importante un atteggiamento che poi è la professionalità che viene richiesta, no? Non è che si chiedano cose. Ecco, credo che non si possa tirarsi indietro, ecco, per cui insomma ringrazio tutti e tutte che insomma collaboriamo in questa direzione. Ecco, io ho terminato. Grazie. E ringrazio la dottoressa Saragini. Io dal punto di vista sempre psicologico, io trovo sempre delle affinità del lavoro dello psicologo con quello dell'avvocato, laddove parlava del diritto della difesa e anche sostenere la difesa delle donne che spesso passano per colpevoli, no? Dal punto di vista psicologico quant'è difficile sostenere questo aspetto di colpa delle donne, che anche al di fuori delle situazioni di violenza comunque si sentono sempre in colpa. Io vedo abitualmente donne che si sentono in colpa perché lavorano e quindi non possono stare tutto il tempo con i figli. Devo dire che vedo anche tanti uomini stressati dal lavoro, ecco, stressati sì, ma in colpa perché lavorano no. E quindi se non è anche questo nostro sentirci sempre colpevoli che non aiuta questo diritto alla difesa, e quindi è sicuramente importante che noi lavoriamo anche in quel linguaggio comune che stiamo cercando di portare avanti nella formazione, perché è importante che appunto psicologi, psicologhe e avvocate e avvocati abbiano un linguaggio comune per poi creare questa rete di costruzione del diritto alla difesa. Quindi ti ringrazio. Se posso, perché è proprio collegato. Ecco, non c'è dubbio che in queste situazioni una donna, per poter sostenere anche un processo, ha bisogno del sostegno psicologico, per cui sono due interventi che devono andare di pari passo, perché l'avvocato può fare una parte, ma non può fare tutta la parte, anche perché non ha le competenze ovviamente, quindi... Sì, in questo due dei temi che sono emersi adesso dalle due bellissime relazioni, io sono stato abbastanza magnetizzato da entrambe, insomma, nel senso che un tema che mi ha colpito molto dell'intervento era quello del cognome. Mi ricordo che quando ero piccolo, una volta, avevo forse 5-6 anni, avevo chiesto a mia mamma come funzionavano i cognomi. Bambino che chiedeva perché il cognome del papà, della mamma. E lei mi spiegò appunto, si prende il cognome del papà, lo dicono le leggi. E io allora chiedevo, ma allora tu che cognome hai? Perché in realtà a tua volta il cognome l'hai preso dal nonno, quindi perché era il cognome del nonno, e anche la nonna a sua volta l'avrà preso dal bisnonno e così via. E quindi qual è il cognome delle mamme, delle nonne, eccetera? No? E non lo capivo, non c'è, è come se non esistesse, no? E da piccolo non riuscivo a capire come funzionasse, quale fosse la logica sottostante. E quindi appunto mi ha colpito. E ci richiama una dimensione che è quella dell'identità, che è fondativa di ogni legittimità. Se io non ho un'identità non posso legittimarmi, non posso riconoscermi, non posso legittimarmi. È un po' in nuce una dimensione di questo tipo. Questo avviene anche appunto nel momento in cui non posso far legittimare il mio dolore o la mia difficoltà, soprattutto quando vado in un tribunale, che diventa una sorta di legittimazione legale e sociale di quello che è successo, una formalizzazione dei processi che sono intercorsi, complessi, conflittuali, difficili, drammatici, che hanno caratterizzato. E quindi tutta l'ansia, tutte le aspettative, tutte le complessità che portano magari in una situazione di giudizio, in tutto quello che è il percorso, a volte complesso, lungo, faticoso, diventa anche psicologicamente impattante. E anche una delle dimensioni per cui a volte la denuncia non c'è, è proprio il fatto che l'ansia, la paura di non essere riconosciuti e legittimati, o di dover ripercorrere una storia di sofferenza, di fatica, anche traumatica in alcuni casi, e che quindi da questo punto di vista diventa inibitoria. Io mi ricordo, io ho fatto un po' di tirocinio in pronto soccorso, PS, e ricordo che alcune dinamiche di donne chiaramente che erano state vittime di violenza, che tentavano di raccontare che si erano fatte male casualmente, cadendo, eccetera, quando insomma emergeva che c'era una dimensione invece ovviamente insomma palesemente legata a una violenza,
No, io non denuncio perché figurati se ci si mette a fare una cosa così grande, come se fosse indicibile, impensabile, non rappresentabile quasi. Questa è proprio una dimensione veramente, una matrice ampia. Il tema dell'identità e della legittimità vengono fuori, lo dicevamo, ci confrontavamo all'inizio, in tante forme di discriminazione che poi ne diventano la matrice e che genera poi tutta una serie di episodi, di elementi. Prima si parlava con i giornalisti all'inizio, una giornalista mi ha fatto la domanda all'inizio che iniziative sono utili per difendere le donne. E io ho detto, ma secondo me prima che difendere si deve valorizzare, perché nel momento in cui valorizzi all'interno c'è già la difesa, perché è una legittimazione dell'identità. E da quel punto di vista poi quello va a inibire o ridurre il rischio che emergano eventi invece appunto più caratterizzati. Ed è su questo che ci porta la nostra terza relatrice di oggi. La nostra terza relatrice è una psicologa, abbiamo avuto appunto una dimensione giuridica, adesso approfondiamo una dimensione psicologica e che ci parla di un'altra dimensione, appunto di queste dimensioni matrici, delle discriminazioni visibili e invisibili. Sono state accennate dalle nostre relatrici, dalla dottoressa Pizzoferro, da chi ha portato i saluti istituzionali all'inizio. La discriminazione più o meno implicita che avviene non solo nei contesti intrafamiliari ma anche in quelli sociali, anche in quelli economici, anche in quelli organizzativi, e che sono le tante piccole matrici che poi generano nel loro insieme tutta una serie di altre condizioni importanti. La professoressa Laura Dal Corso è una docente dell'Università di Padova, è una delle massime esperte di psicologia del lavoro e delle organizzazioni in Italia, è un'esperta di questioni di genere, fa parte del CPO dell'Ordine Nazionale degli Psicologi, del CNOP, e all'interno anche di questo contesto ha sviluppato delle ricerche, delle attività di approfondimento su come anche all'interno dei contesti sociali, economici e professionali si vengono a generare, a creare tutta una serie di discriminazioni. Abbiamo citato prima il gender pay gap, quindi di queste differenze che abbiamo anche nella categoria dei psicologi. La professoressa Del Corso ha approfondito come questo avvenga nei contesti professionali, anche nei contesti, l'abbiamo detto, l'abbiamo accennato fin dall'inizio, in cui c'è una forte dimensione femminile. La categoria degli psicologi e delle psicologhe ha una percentuale altissima, una gender ratio molto alta di donne, quindi stiamo andando verso quasi il 90%, quindi numeri veramente importanti. E quindi uno potrebbe pensare, a maggior ragione, in una situazione del genere non ci dovrebbero essere particolari asimmetrie, discriminazioni o stereotipizzazioni. E invece forse ci racconta una storia anche diversa in questo senso. Quindi grazie Laura della tua presenza, prego. Allora grazie Luca, grazie Fortunata, grazie quindi anche al nostro ordine e naturalmente al Comune e a tutti gli enti che hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa. Devo dire che ho scelto solo di selezionare alcuni dei risultati che abbiamo ottenuto grazie ad una attività di ricerca che ha coinvolto oltre 5.000 psicologhe e psicologi italiani, con come dire, un focus poi sulla nostra regione, ma devo dire che quello che mi preme oggi così condividere con voi è proprio la costanza di alcuni dati sui quali quindi innestare queste azioni positive e che credo debbano andare anche oltre la formazione. Proprio forse anche riprendendo le parole di chi mi ha appena preceduto, dice sono molti anni che ci impegniamo, no, in attività di formazione. Probabilmente così dai risultati che emergono, proprio perché la maggioranza delle rispondenti sono donne, quindi sono colleghe, hanno messo in luce alcune percezioni legate in particolare alla discriminazione legata al genere, ma non solo. Devo dire un dato interessante è anche quello che segue in termini proprio di scelta legato all'età. Quindi se noi, grazie alla potenza anche della ricerca, dovessimo poter mettere insieme, quindi incrociare anche dati che mettono in luce l'appartenere al genere femminile, ma anche avere una certa fascia di età, probabilmente, solo per citarne alcune, perché pensiamo oggi siamo appunto in un territorio, come appunto Fortunata ha detto, nel quale le aspettative di vita delle cittadine
di Treviso sono molto alte e c'è uno stato anche, no? Anche di benessere, ma se solo apriamo, come dire, lo sguardo anche all'etnia e quindi, no, ad una società che sempre di più è multiculturale, nell'incrociare queste dimensioni, senz'altro i fenomeni che avete così ben descritto si amplificano. Allora forse un po' l'indicazione che mi sento di dare anche come proprio ricercatrice è proprio quello di tenere dentro quella complessità, cioè quella multifattorialità che chi mi ha preceduto ha così ben sottolineato, tenendo dentro il contesto, i contesti, uno dei quali è anche il contesto lavorativo. Quindi penso che la psicologia ci venga in aiuto anche un po' per decostruire queste emozioni complesse come colpa e vergogna che così spesso popolano i vissuti e le vite delle vittime, attraverso proprio una capacità ovviamente di utilizzare le parole giuste, ma anche proprio quello di lavorare su dimensioni più profonde, le abbiamo definite anche inconsce, che strutturano la nostra visione del mondo. E come psicologhe e psicologi non ci siamo sottratti a questa costanza, pertanto i risultati, lo dico sempre con grande attenzione, con grande rispetto di chi ha partecipato e quindi ha contribuito con il suo tempo e le sue risposte alla realizzazione di questa iniziativa, ma soprattutto pensando che probabilmente anche nel immaginare, nel progettare insieme la formazione si debba partire senz'altro da un'opera di sensibilizzazione, ma anche nella decostruzione di queste dimensioni così costanti che appartengono a tutti noi, a tutte noi e che rischiano di impedirci di vedere noi stesse, gli altri, le altre, il mondo che ci circonda con occhi diversi. Lo dico con un senso di responsabilità ancora più grande se penso al ruolo professionale che svolgiamo, così come la collega avvocata ha poc'anzi proprio ricordato, nell'accompagnare le donne vittime di violenza ma anche di discriminazione in un percorso di nuova vita, di rigenerazione, di ricostruzione. Pertanto così alcuni aspetti che penso possano esserci utili, che vengono proprio dai risultati della ricerca, è che tendiamo a giustificare il sistema. Quindi dobbiamo lavorare anche nella formazione, ma non solo, proprio nel individuare quali sono i fattori, quali sono le variabili, quali sono le dimensioni sulle quali lavorare per poter ridurre la nostra tendenza naturale a giustificare le norme, a ridurre tutto ciò che è incerto, a ridurre tutto ciò che è difficilmente prevedibile. Sono emersi risultati particolarmente interessanti proprio laddove si sono evidenziati dei gruppi di partecipanti rispondenti alla ricerca, caratterizzati da un alto bisogno di vedere il mondo come se fosse prevedibile, come se fosse privo di quella incertezza e di quella ambiguità che invece possiamo ritrovare nella vita di tutti i giorni e soprattutto nelle relazioni. Come fare, perché questo poi è quello che sarà il compito della rete, come fare senz'altro partendo dalla conoscenza di che cosa sono i pregiudizi e partendo dalla consapevolezza che va fatto, diceva prima Fortunata proprio in apertura,
un lavoro a partire da noi. Lo dico proprio dietro questo tavolo, in un'aula così importante, proprio perché è solo se siamo in grado di conoscere quali sono queste tendenze totalizzanti, accecanti direi, che passano poi, che si traducono poi in parole, ma sono, diciamo, tutto ciò, sono atteggiamenti, tutto ciò che poi si rende visibile attraverso il comportamento. Quindi io un suggerimento che mi sentirei così di dare, e a partire proprio dai risultati, è quello di costruire una formazione a partire proprio anche da un protocollo di intesa che crei non solo una sensibilizzazione sull'importanza di lavorare su questi temi, ma proprio sulla conoscenza di quanto sia assolutamente come dire, fondamentale sapere che siamo soggetti ad avere atteggiamenti che in letteratura vengono proprio chiamati di sessismo benevole o benevolente, ok? Oltre a quello stile. E devo dirvi che i risultati univoci, anche al di là della ricerca che abbiamo condotto, quindi che vengono dalla letteratura internazionale, mettono in luce proprio con quanta cautela dobbiamo tener conto di quanto proprio sia rischioso questo atteggiamento benevolente basato proprio su una discriminazione legata al genere, quindi decostruire un'immagine di donna fragile o di un'immagine di donna che debba essere necessariamente accudita, perché a questo accudimento corrisponde dall'altro versante proprio o può corrispondere insomma una forma di prevaricazione, no? Di gestione del potere al punto da annullare la possibilità fino ad annullare la possibilità di esprimersi. Quindi è forse da tenere in estrema considerazione proprio quella forma di discriminazione ovviamente anche più meno manifesta, più diciamo che passa attraverso ciò che abbiamo appreso durante la nostra proprio crescita, no? Fin da quando siamo bambini. E quindi penso che possa essere una formazione che valorizzi da un lato le dimensioni individuali, con grandissima attenzione, perché un'enfasi eccessiva sul peso delle caratteristiche individuali porta probabilmente ad accentuare quel senso di, voglio dire, anche responsabilità in negativo attribuito alla donna vittima di violenza, ma di inserire il ruolo del contesto, un contesto sociale, che è sempre più, come dire, caratterizzato da complessità, non ultimo penso alla formazione di psicologhe, psicologi, avvocate, avvocati, giudici, rispetto ai valori di una cultura, no? Quindi non è solo essere donne qui a Treviso, ma essere donne che condividono orientamenti religiosi, ad esempio, o appartengono a contesti culturali diversi. Quindi una formazione che immagino a più livelli, una formazione che parta, lo abbiamo detto più volte, fin dalla scuola, fin da quando si è piccoli, una formazione che possa tenere dentro il contesto e dirò di più anche rispetto ai contesti organizzativi che sono quelli di cui mi occupo, ad aiutare a riconoscere quando siamo di fronte ad una violenza, siamo di fronte a una discriminazione, perché guardate che nel lavoro
quello che abbiamo descritto è ancora più evidente, è ancora più difficile il riconoscimento di essere oggetto di parole non lecite, di essere oggetto di attenzioni non lecite, di essere, come dire, incapaci proprio di riconoscere quanto quel contesto organizzativo condivida una cultura sessista. Quindi il lavoro credo che si possa fare, si debba fare, sia quello anche di sensibilizzare i contesti organizzativi, di creare, come dire, un desiderio di rivolgere strategie e azioni che coinvolgano donne e uomini che insieme condividono la gran parte della giornata lavorativa. Alcuni dati che mi colpiscono ogni volta che li riprendo, in alcune occasioni li vado a riprendere, guardate, sono passati quasi direi 2 anni, quindi non era ancora esplosa la situazione pandemica che caratterizza oggi la nostra vita e anche il nostro lavoro, ma purtroppo, e questa non è una bella notizia, un cambiamento di atteggiamento richiede molto tempo, molto più tempo di 2 anni e altrimenti forse appunto come ha aperto il sindaco con le sue parole forse staremo parlando di qualcosa che è già passato, invece fa parte del nostro presente. Quindi ritengo, anche se anche la normativa come dire, ha fatto i suoi passi anche nel riconoscimento di forme di violenza o di discriminazione nei contesti di lavoro, penso che lì ci sia un lavoro ancora più, come dire, ancora più delicato, che si confronta e si scontra con la cultura di contesti organizzativi che oggi, anche per l'esperienza che ho, devo dire sono sempre di più, quindi il mio messaggio in questo senso positivo, non di ottimismo irrealistico, ma insomma concreto, sempre di più sono spinti come dire, a investire, anche a costruire organizzazioni positive. Tuttavia credo che anche proprio come psicologa sia importante riconoscere le caratteristiche di un disagio che derivi da una diciamo, discriminazione che avviene nel contesto lavorativo, perché dall'esperienza vi posso dire che è davvero difficile che la persona riconosca che sia il contesto fautore di ciò che prova, di quali sono i suoi vissuti, e una parte nostra, metto proprio come responsabilità anche come psicologi e psicologhe, è quello di un lavoro anche one to one con il singolo, nella valorizzazione, anche nella riscoperta di alcune risorse, e a volte il contesto, come dire, sembra potersi smarcare, ecco. Quindi è più facile come dire, richiamare anche nei contesti lavorativi alcune caratteristiche che vengono culturalmente riconosciute alle donne, ad esempio, no? L'essere particolarmente impulsive, perché all'essere impulsivo probabilmente corrisponde l'essere meno affidabile. Così come, se ci pensate, l'essere rapidi, no, nelle decisioni potrebbe così ad un certo punto essere considerato come non aver dedicato sufficiente tempo per elaborare quell'informazione. Quindi quello che credo sia importante è proprio decostruire le credenze difficili da mutare e cercare, lo dico come psicologa, un equilibrio fra la dimensione quindi dell'aiuto individuale
alla valorizzazione del ruolo e della responsabilità dei contesti, che in questo modo, i contesti sociali ma anche proprio organizzativi, che in questo modo più difficilmente possono ritrarsi. Ecco, un'ultima riflessione, che penso che ci possa essere uno spazio un po' anche per rispondere ad alcune domande o comunque per un po' di discussione, è che inevitabilmente alla presenza di una percezione, diciamo, di un impatto più forte della scelta, ad esempio genitoriale, e i suoi effetti sulla progettazione professionale, ecco, su questo credo che ci sia ancora molto da fare, perché i risultati, diciamo anche a livello nazionale, mettono in luce come senz'altro chi ha una maggiore percezione di avere nella vita subito una discriminazione legata al genere, percepisce con molto più, diciamo, come molto più presente, come molto più pesante il fatto di aver dovuto fare delle scelte che l'hanno penalizzata sul versante lavorativo. Siamo in un territorio appunto dove la qualità e le aspettative di vita sono positive, meno quindi presente è il fenomeno del non rientro al lavoro o comunque dell'abbandono, ma in questo diciamo se seguiamo questa pista di lavoro sappiamo anche che quella discriminazione di tipo economico di cui parlavamo porta inevitabilmente la persona più, diciamo, più fragile, più debole sotto quel versante a dover prendere delle decisioni che la possono allontanare dal contesto organizzativo. Quindi i risultati su questo sono, direi, abbastanza omogenei in tutto il territorio. Ovviamente sono maggiormente evidenti laddove anche la comunità non ha saputo, non ha potuto offrire dei servizi proprio a supporto della genitorialità. Quindi lo stesso vale naturalmente in una direzione opposta, laddove sentiamo insomma le recenti statistiche che portano naturalmente a un tasso di natalità sempre, come dire, sempre più basso. Quindi vado a chiudere dicendo che se un'attenzione alla dimensione personale è importante, credo che vada proprio anche nel sostenere le donne, ma direi anche gli uomini in una prospettiva proprio, Luca parlava, no, di congedo parentale, quindi di decostruzione di falsi miti e quindi di una apertura di accesso alle soluzioni che il nostro Paese comunque mette a disposizione, si può sempre fare di più, però che mette a disposizione. Se vado a vedere alcune indagini e alcune statistiche di accesso al congedo parentale, quindi quello facoltativo oltre, diciamo, il periodo di maternità obbligatorio, sono davvero pochi gli uomini che decidono di fare questa scelta, o comunque sono ancora troppo pochi. Quindi ritengo che si debba costruire insieme, lo possiamo fare anche proprio grazie alle competenze multidisciplinari, all'incrocio tra questi saperi, si possa costruire diciamo dei contesti che siano in grado di valorizzare le competenze delle donne e degli uomini per una naturalmente costruzione di una società che sia proprio diciamo in grado di riconoscere le caratteristiche uniche di ciascuno di ciascuna di noi. Grazie.
Allora, io volevo ringraziare anche Laura Dal Corso per aver allargato questo sguardo anche al contesto organizzativo e lavorativo. Io vorrei tra l'altro fare una mozione come primo con pregiudizio da distrutturare. Questo momento è la predisposizione delle donne al multitasking, che ora rischia con lo smart working di essere un nuovo sfruttamento e anche la nuova impossibilità delle donne di fare la loro carriera e di trovare un loro spazio, addirittura lo spazio fisico dove lavorare non è più concesso nel momento in cui nello stesso contesto devi lavorare, seguire figli, gestire anche la casa, e quindi è sicuramente importante questa distrutturazione dei pregiudizi, che sono tanti, abbiamo visto nei contesti dei tribunali, nella terapia, nel lavoro. Quindi devo dire che è stato un pomeriggio veramente importante per noi. Adesso abbiamo ancora tempo per un po' di scambio di domande dal pubblico, quindi io inviterei chi vuole porre delle domande alle relatrici di avvicinarsi, che abbiamo il microfono qui nell'angolo che io adesso vado ad accendere. Buonasera, grazie. Io sono l'assessoressa, non l'assessora, non mi piace assessora. Assessora a Venezia sia minestra, mi dispiace. Quindi assessoressa, come professore, professoressa, assessore e assessoressa alle pari opportunità del Comune di Mogliano Veneto. E volevo fare la domanda all'Avvocato di Verona. Io sto seguendo dal mese di agosto un tentato femminicidio. Ho accompagnato proprio la donna che è stata vittima del marito, che aveva già la ristrettezza di stare a 500 metri dalla casa e che più volte si è avvicinato alla casa e addirittura ha abbattuto la porta di casa. Lui finalmente è stato portato in carcere. Adesso, a 6 mesi, il giorno 21 di febbraio verrà a casa agli arresti domiciliari e la signora è terrorizzata. Avevamo fatto tutto un percorso di autostima, di tranquillità. Lei è stata anche in casa rifugio per un mese, che si sentiva chiusa in gabbia, perché lei era costretta a essere chiusa quando lui, e mi dispiace per gli avvocati che si proteggono l'uno con l'altro, la sua avvocatessa era in vacanza e l'ha lasciata sola. Era il mese di agosto, ma ad agosto la violenza non va in ferie, rimane ed è fuori. Quindi lei ha patito questo percorso, finalmente si stava riprendendo, adesso all'ultima udienza le hanno detto che andrà agli arresti domiciliari e lei è costretta a scappare, lasciare il suo lavoro, lasciare tutto. Io più di sentirla la sera rincuorarla, perché mi sento di farlo, però non so che risposta dare e questo lo chiedo a voi, cosa si fa in questi casi? Poi faccio parte anche del tavolo distrettuale contro la violenza sulle donne e abbiamo inserito in questo tavolo, come prima sentivo, un giudice minorile, perché la violenza assistita è quella che porta nei ragazzi poi, nel loro futuro, questo smarrimento. E quindi sì, se dobbiamo educare, educhiamo subito, ma anche con i giudici del tribunale minorile che tutti i giorni sentono questi bisogni dei bambini. Quindi io mi appello a voi che avete parlato bene per me, però dopo i casi sono diversi. Grazie. Allora, forse la giudice di Nicola sa rispondere meglio di me, perché questo è un caso di diritto penale. Mi chiedo però come si possa mandare agli arresti domiciliari nella stessa casa dove c'è la vittima del reato. Lì bisognava che l'avvocata fosse, non so, ecco, io mi sento ma poi per esempio ci sono anche i rimedi in sede civile in queste situazioni, per cui per esempio di solito si deposita anche la separazione, dove con la separazione viene assegnata la casa, cioè quindi lo so, ma si può chiedere l'urgenza, cioè i tribunali anche civili l'urgenza almeno a Verona la tengono in considerazione. Comunque adesso per la parte del penale. Allora, e lei ha posto l'accento su
uno dei problemi reali. Tutto quello che ci siamo detti oggi dimostra che viviamo in un apparato che non vuole vederla la violenza, e la violenza la giustifica, la ridimensiona, la sottovaluta. Quindi lei deve partire da questo dato, che tutto il contesto ritiene che quell'autore di violenza non sia poi così pericoloso e che quella signora, se ha così tanta paura, è un po' esagerata. Funziona così. Ma funziona così nella magistratura, nell'avvocatura, nelle forze di polizia, tra gli psicologi, tra i consulenti, eccetera, eccetera. Allora, noi dobbiamo partire da quali sono gli strumenti concreti. Noi ne abbiamo tanti. Noi siamo uno dei paesi più avanzati dal punto di vista normativo. Siamo uno dei paesi che consente, grazie anche al codice rosso, che è stato approvato nel 2019, dà alla magistratura degli strumenti fondamentali, importanti, per cui una donna che denuncia violenza ha diritto a vedersi tutelata rispetto ad un uomo violento che dal giorno in cui avviene una denuncia può essere messo in carcere e avere ha diritto ad avere una corsia preferenziale per la definizione del processo. Questo prevedono le leggi, va bene? Allora, il problema è che in tutta questa filiera c'è qualcuno che, poiché non ha la formazione, non ha la conoscenza di cos'è il fenomeno della violenza, dice: vabbè, 2 schiaffoni cosa vuoi che siano? E va bene, avrà tentato di accoltellarla, ma mica l'ha accoltellata. E comunque i bambini, sì, però lui era un buon padre, comunque, perché ai bambini non gli ha mai torto un capello, e così via. Questa è la filiera con cui abbiamo a che fare. A fronte di questa filiera che ragiona in questi termini, vuol dire che abbiamo a che fare con una quantità di soggetti istituzionali e non istituzionali incapaci e incompetenti. Va bene? Che cioè non conoscono fino in fondo il pericolo della violenza. Una donna che denuncia, ma vi dico di più, una donna che chiede una separazione ha firmato, in una condizione di violenza, ovviamente io parlo sempre delle situazioni di violenza, ha firmato una quasi condanna a morte. Questo è un dato. La commissione sul femminicidio, della quale mi onoro di essere consulente giuridica, ha redatto una relazione studiando i casi di femminicidio commessi in Italia nel biennio 2017-2018 e ha individuato proprio quello che ci stiamo dicendo, cioè le incapacità determinate da sottovalutazione. Non c'è una grande regia no, è sottovalutazione e incompetenza, punto. La relazione è stata depositata il 24 novembre del 2021 al Senato, è disponibile su internet, la trovate sul sito del Senato e troverà le risposte a tutto quello che lei ci sta dicendo. Quindi, per concludere, a fronte di una donna che è vittima di violenza, che ha paura, che è seguita, che ha dietro di sé un contesto istituzionale che l'ascolta, cosa che, le aggiungo, è abbastanza poco diffuso, quindi la ringrazio e ringrazio veramente le istituzioni che fanno. Esatto, capisce? Questa è la situazione. Noi non ci possiamo affidare alla sensibilità, perché quando abbiamo a che fare con la mafia, com'è mafia? La violenza nei confronti delle donne per il tasso di diffusione e per il tasso di pericolo e di inquinamento dei territori, anche dal punto di vista economico, professoressa, glielo aggiungo, cioè da tutti i punti di vista inquinano i territori, educativo, culturale, economico, organizzativo, tutti. Di fronte a tutto questo gli strumenti li abbiamo, bisogna pretendere
che la magistratura e le forze di polizia facciano il loro dovere, nel senso che si deve rappresentare al pubblico ministero e ai giudici che l'effetto di questo provvedimento, a parte che questo è un provvedimento impugnato, qualcuno lo ha chiesto, che questo signore andasse agli arresti domiciliari, qualcuno l'ha chiesto. E che se qualcuno l'ha chiesto vuol dire che quel qualcuno ha ritenuto che questa situazione non sia così pericolosa. Si è assunto una grave responsabilità. Poi c'è qualcuno che ha accolto questa richiesta, ritenendo che dunque non fosse così grave. Però questo provvedimento era impugnabile. Quindi c'è qualcuno che ha deciso di non impugnarlo. Ora io non voglio fare tutta la catena degli strumenti processuali e non solo che ci sono in tutta questa filiera, però gli strumenti ci sono, non sono stati attivati. Questo è il punto. E non sono stati attivati perché non c'è formazione da parte di qualcuno di questi. Quindi concludo ringraziandovi davvero per tutto quello che avete detto. Io vi chiedo di non parlare più di sensibilità. Io non ne posso più, perché noi stiamo parlando di un fenomeno criminale rispetto al quale io non ho bisogno di sensibilità, io ho bisogno di competenza, di formazione e di capacità, perché di fronte a un autore vittima, a un mafioso, nessuno, polizia, carabinieri, magistrati, avvocati, psicologi, si sogna di dire: ma lei è molto sensibile. Ma lei è molto sensibile, quindi gli ha dato il carcere. Ma lei è molto sensibile, quindi ha rigettato l'impugnazione. Ma lei è molto... No, ci sono dei criteri. Si chiama valutazione del rischio. Ci abbiamo gli strumenti, ci abbiamo dei precedenti, ci abbiamo delle sentenze, ci abbiamo delle convenzioni internazionali. Abbiamo tutto. Chi non lo applica, chi non lo fa, non è competente. Non è che non è sensibile. Va bene? Ecco, se posso dire, il modo migliore per tutelare queste donne è quello di mandarle a un centro antiviolenza, perché i centri antiviolenza hanno delle avvocate che, vabbè, insomma... Lei ha chiamato il 1522? Sì, 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 sì. Vabbè, insomma, comunque, insomma, di solito... Vabbè, comunque di solito, ecco, c'è competenza, perché poi i centri antiviolenza sono moltissimi, fanno parte del coordinamento del dire, partecipano alla commissione femminile, cioè c'è, come dire, una formazione sul campo, perché in effetti in questi casi qua è molto importante la rapidità, no, dell'intervento, sia che sia penale che civile, perché anche nel civile è fondamentale essere rapidi. Io sono dottoressa, sono dottoressa Geremia, ormai in pensione, ma ho cercato di lavorare, ho cercato di portare anche un discorso a livello di tutti gli ambulatori medici del territorio, di esporre fuori il numero 1522, in modo che chi non vuole parlare almeno abbia uno stimolo o comunque sappia che dentro in quell'ambito si può parlare, o la paziente o il paziente ne può parlare, perché ci sono anche uomini che vengono picchiati, molto rari, ma ci sono. Volevo tornare proprio per la competenza, per quello che mi riguarda come competenza. Il reato d'ufficio scatta quando c'è una prognosi di 30 giorni. Perché non la abbassiamo sta prognosi? Che così quelle donne che non vogliono parlare o che non subiscono o che dicono di non subire violenza, in qualche maniera si può indagare. È un tempo, se non mi sbaglio, era di 15 giorni la prognosi e dopo è stata cambiata e portata a 30, mi sbaglio, però è di 30 giorni ormai. E questo è uno. L'altro aspetto è
la violenza assistita. La violenza assistita che è un altro grossissimo problema. Sentendo le ricerche, studiando le ricerche del professor Bigio, oltre a parlare con lui, ci sono delle mutazioni plastiche del nostro cervello, quindi stiamo parlando a livello scientifico e non di cose, per cui il bambino che vive in un ambiente violento sarà un violento, perché le mutazioni genetiche che si inseriscono nel suo DNA cerebrale sono tali da non permettergli di vivere o la depressione se è una donna, perché la mutazione avviene in questi due termini, o lavora come depressione nella donna proprio per i nostri ormoni, per la nostra fisiologia, o come violento nel maschio. Sono proprio due cose caratteristiche legate anche alle caratteristiche di genere, uomini e donne come ormoni che si producono. Le donne che trovano un miglioramento quando vengono seguite e trovano un rinforzo della loro personalità è perché subiscono un'inversione, che per fortuna c'è, un'inversione, l'ambiente influenza la mutazione della violenza che ha. Pensiamo che la depressione nelle donne violentate equivale a un costo della rianimazione, delle cure di un politraumatizzato, e non è una cosa da poco. Prego. Sì, è importantissimo quello che ha detto, ma non c'è dubbio questo, e devo dire che di solito le donne decidono di uscire da quella condizione quando vedono gli effetti che ha sui figli, spessissimo prendono l'iniziativa, perché purtroppo invece in altre situazioni le donne ti dicono ma i bambini non sono mai presenti, no? Come se uno stato d'animo, la paura, l'angoscia che una madre prova in queste, non sia percepito dai figli, ma le donne maltrattate hanno un trauma che è peggiore dei militari tornati dal Vietnam. Questo è uno studio che è stato fatto negli Stati Uniti e hanno visto che sono pluritraumatizzate, cioè un trauma così complesso che trattarlo è ancora più difficile quindi possiamo pensare la gravità, ecco, di essere esposte al maltrattamento, quanto è grave. Ecco, vedi. Lo so. Chiedo scusa, a casa non si sente nulla perché c'è la registrazione, quindi non so se la giudice voleva completare l'intervento rispetto ai 30 giorni di prognosi. Allora, guardi, lei ha ragione e comprendo bene, anche da giudice spesso la difficoltà è quella di non avere reati procedibili di ufficio. Però le dico questo, intanto che c'è stato e c'è tuttora un ampio dibattito nell'ambito dell'associazionismo e della rete dei centri antiviolenza sulla procedibilità d'ufficio, perché qual è il punto? Se una donna non è sostenuta economicamente, affettivamente, istituzionalmente, psicologicamente, un processo non ce la fa ad affrontarlo. Le dico che la sentenza che ha citato prima l'avvocata della Corte Europea per i diritti umani scrive 3 volte che il processo è un calvario per una donna vittima di violenza, è un calvario. Quindi per affrontare un processo penale, civile e di lavoro è necessario avere una forza per affrontare, una grande forza, cioè tutto questo contesto che vi ho detto capace di
consentire di avviarsi verso questo calvario, che comunque sarà un calvario, anche se trova giudici attenti, anche se trova un contesto empatico e accogliente, comunque è un calvario. E questo noi giudici, noi avvocati non lo sappiamo. Affrontiamo questi processi come se avessimo davanti una vittima di truffa, come se avessimo davanti una vittima di rapina, come se avessimo davanti la vittima di un'appropriazione indebita. Per noi sono tutti uguali. Tanto sbagliato, perché per quello il richiamo a quella competenza. Allora, qual è il tema? Se io ho un reato procedibile d'ufficio, ma una donna che non ce la fa, sa come va a finire? Che quell'uomo sarà assolto e quella donna sarà denunciata da un giudice incompetente per calunnia. Ha capito qual è il problema reale? Quindi io non la so la soluzione, le dico la verità. Quello che è certo è che non saranno le aule di giustizia a risolvere la violenza nei confronti delle donne, perché quello di cui stiamo ragionando è troppo. Va al di là e va oltre, e vi dico anche che nonostante le leggi più avanzate che noi possiamo mirevolmente, a mio avviso, insomma, accreditare a livello internazionale, ciò nonostante le leggi non bastano, perché le leggi camminano sull'interpretazione e l'interpretazione è viziata da pregiudizi nei confronti delle donne e da pregiudizi uguali e contrari nei confronti degli uomini. Vi voglio fare un esempio. Quando un uomo violenta una donna, continuiamo a leggere nelle nostre sentenze che lo ha fatto per rispondere a un impulso sessuale. Come andare in bagno, non riusciva a fermarsi, così rappresentando gli uomini come delle bestie. Ma questo rappresentare gli uomini come bestie incontenibili serve a giustificarli. Serve a depotenziare quella violenza. E cosa determina? Determina che quindi, al di là dell'essere assolto o condannato, parlare di impulso sessuale comunque rimanda alla biologia e ad un qualcosa che è irrefrenabile. E questo quindi, al di là della sentenza, ripeto, di assoluzione o di condanna, comunque trasmette in nome dello Stato una rappresentazione. E l'effetto è che chi scrive impulso sessuale per una violenza sessuale, vi dico che l'ho scritto anch'io, mi autodenuncio perché non lo sapevo, si chiama mancanza di formazione, e non sapevo che la violenza sessuale è una violenza che non ha niente a che fare col sesso, quanto ha a che fare tutto con l'esercizio di potere. Ovunque questo si manifesti, che sia una classe, che sia un'aula di università, che sia un ruolo professionale e qualsiasi esso sia. Quindi è un luogo di potere. La violenza sessuale è un atto di potere su un corpo, perché non è violenza sessuale quello nei confronti di un bimbo di 6 mesi. Non si può definire un impulso sessuale, ho visto anche questo. Quindi dobbiamo ripensare questo, su questo richiamo di nuovo l'avvocatura, il vostro ruolo veramente decisivo. Avvocata Pizzol, avvocati, tutti voi che siete oggi qua, dovete far crescere la magistratura, dovete darci gli strumenti e io sono grata ai centri antiviolenza, in particolare all'avvocatura dei centri antiviolenza, perché io tutto questo, quando sono entrata in magistratura, io non lo sapevo, non me l'ha insegnato l'università, non me l'ha insegnato, benché meno la scuola, ma non me l'ha insegnato l'università e non me l'ha insegnato nessuno dopo. È un atto di autoformazione personale, perché tu incontri lo psicologo presidente che ti dice cos'è il rapporto tra legittimazione e identità, incontri il presidente della Camera Penale di Treviso che ti racconta qual è il suo percorso rispetto alla difesa degli uomini o delle donne che sono state vittime di violenza o degli imputati, incontriamo lei con le sue domande così difficili e complesse, cioè questo è.
Stiamo facendo un'autoformazione collettiva in questo momento, perché io sto imparando, voi state ascoltando e noi stiamo mettendo in rete. Ma non si può. Non possiamo utilizzare modalità casalinghe rispetto a un fenomeno di questa portata. Non ce lo possiamo più consentire. Quindi io capisco la sua domanda, il suo grido di dolore, giustamente da medica, da professionista che ha visto il trauma. Ecco, lei sappia che nelle aule di giustizia qual è il trauma di una donna vittima di violenza non lo sa nessuno. Non lo sa nessuno. E chiudo formulando una domanda invece a voi psicologhe e psicologi. Perché? Perché le consulenze tecniche, che sono lo strumento di cui noi spesso ci avvaliamo in sede civile, rinunciando all'esercizio della giurisdizione, tanto da delegare molto spesso attraverso quesiti generici e generalisti a chiedere a voi: è un buon padre, è una buona madre, c'è violenza, a chi li affido, come li affido, in che termini questo bambino ha vissuto o meno un trauma, eccetera, eccetera. Perché c'è questa resistenza, che è la stessa resistenza che io ovviamente segnalo in magistratura, e si stanno aprendo dei varchi importanti, però aggiungo anche positivamente questo, nell'ambito della giurisdizione civile in molti luoghi d'Italia, ma perché ci sono singole personalità particolarmente avanti, diciamo, e mi chiedo perché la psicologia, che è peraltro una scienza umana che è esercitata da donne, ha questa modalità e questo atteggiamento nelle consulenze in particolare. Io lo vedo sia come commissione femminicidio che come giudice sia penale che giudice civile, perché la psicologia è una scienza umana che colpevolizza in modo così grave e così persistente rispetto, parlo dell'ambito giudiziario ovviamente, le donne. E perché questa che è la mia istituzione, che è un'istituzione che si sta femminilizzando sempre di più, negli ultimi concorsi le donne sono il 70%, perché ho visto e vedo processi gestiti esclusivamente da donne, sono donne la vittima, la giudice, l'APM, l'avvocata dei centri, l'avvocata che difende la parte civile, l'avvocata che difende l'imputato. Attenzione, si sta diffondendo questa modalità. Gli uomini autori di violenza sessuale in particolare sono difesi da donne, come se questo fosse un modo attraverso il quale accattivare in un qualche modo l'aula e la giurisdizione. Quindi io pongo all'attenzione di tutte noi, di tutti noi, una domanda. Le donne sono state estromesse dall'interpretazione della giurisdizione in quanto donne. Le psicologhe sono state estromesse in quanto donne, anch'esse, dalla giurisdizione e da questa scienza umana. E l'avvocatura è stata preclusa alle donne fino ai primi del Novecento e adesso capita sempre più spesso che i processi che sono in questo modo organizzati, strutturati e gestiti vedono un ostacolo da parte delle donne nell'essere ascoltate. Vi pongo questa domanda e vi chiedo di aiutarmi nella risposta. Allora, bellissimi interventi, stupendo, una platea che applaudisce, sono
applaudisce, sono andata in tilt, scusate. Il senso è che ho la percezione che ce la stiamo un po' raccontando tra di noi, cioè che la giudice dice una cosa, la psicologa un'altra e siamo tutti qui che facciamo sì con la testa e il pubblico è lì che ci dà sostegno. Io vorrei veramente fare un invito perché so che c'è qualcuno qui che non la pensa proprio nello stesso identico modo. Quindi anche per ravvivare il confronto e stimolare una riflessione, invito veramente chi ha qualche pensiero diverso da quello che abbiamo finora sentito di dire la propria, di esternare insomma certe riflessioni o certe considerazioni. Ecco, io insomma diciamo ho lanciato un guanto di sfida, vediamo se verrà raccolto. Se sono gli sfidanti, chiedo di venire. Sì, qua. Allora, visto che ci hanno trascinati mano militari, allora io volevo esprimere rispettosamente un leggero dissenso, non tanto per la questione della violenza, sulla quale sono perfettamente d'accordo con il consigliere o la consigliera, se preferisce, la consigliera, e che ritengo invece un argomento parecchio separato da quello della discriminazione. Cioè ritengo che questo accostamento sia tendenzioso e per certi aspetti anche pretestuoso, perché mentre vedo nettamente il problema della violenza e però, parentesi, mi domando se sia un problema solo penalistico o se sia un problema sociologico e culturale, per il quale dovremo più che, oltre a confrontarci con i provvedimenti dei giudici e di molti magistrati che danno la possibilità al verificarsi di episodi clamorosi, quindi c'è un problema nei giudici evidentissimo, però dovremmo anche confrontarci con altri sistemi, con altre società, con altre culture. In Europa la violenza si pratica solo da noi o più da noi o meno dagli altri, e perché? Per altro verso noi abbiamo il mito del maschio italiano che ci invidiano, e allora la violenza non è forse un rovescio della medaglia del mito maschilistico italiano? Confrontiamoci anche su questo. Ma a parte il problema della violenza, mi incuriosiva l'approccio con il problema della discriminazione, che molto rispettosamente mi è sembrato un po' filologico più che sostanziale. Allora faccio presente che se non esistono i sostantivi femminilizzati come giudice o architetto, in realtà esistono moltissimi aggettivi non femminilizzati. Incompetente è maschile o femminile? Esiste l'incompetenta? È usato come aggettivo. Esiste più incompetente, meno incompetente. Scusate, imbecille è maschile o femminile? Esiste l'imbecilla? Cioè, esistono moltissimi sostantivi che non sono declinabili al maschile o al femminile, quindi non è un problema di discriminazione, è semplicemente un'espressione letterale. Scusate, cambiamo lingua, vogliamo andare sull'inglese? Esistono gli aggettivi, esiste il maschile e il femminile in inglese? Non esiste, quindi ci soffermiamo un po' su questo aspetto nominalistico, ma nella sostanza, secondo me, la discriminazione in Italia è con le leggi. Non stiamo parlando del passato, attenzione, il passato è verissimo, ma noi non possiamo agganciarci al passato e trascinarci il passato perennemente e infinitamente nel presente, perché nel presente molte delle realtà del passato non esistono più a livello normativo, a livello sociologico e a livello culturale.
chiedo scusa, ma dobbiamo fare i conti anche con le leggi e mi ha detto che dobbiamo chiudere assolutamente alle 6. Quindi io vorrei prendere la palla al balzo di alcuni ultimi interventi che hanno così animato il dibattito. Sì. Non so se dopo vogliamo semplicemente dare una piccola conclusione. Io vorrei rispondere solo sulla domanda che ha sollevato la dottoressa Di Nicola Travaglini, no? La domanda alle psicologhe e agli psicologi, visto che si è animato il dibattito tra gli avvocati. Io penso che noi come categoria possiamo ammettere le nostre colpe, perché siamo una categoria giovane, una categoria che ha circa 30 anni di storia, è una categoria che forse non in tutti i campi è ancora completamente formato. La dottoressa Nicola Travaglini ci ha fatto, comunque ci ha lanciato il messaggio di quanto è importante innanzitutto sapere, essere competenti. La ricerca della dottoressa Dal Corso ovviamente non è stata raccontata tutta, ma riportava anche questo, quanto nel 2019, credo, quando è stata svolta la ricerca, quanta formazione veniva fatta nell'ambito della violenza di genere? Molto poca. Su questo però stiamo lavorando, sicuramente noi stiamo cercando di migliorare partendo anche dai nostri punti deboli. Io penso che questo dibattito ci ha comunque messo in luce alcuni punti oscuri da chiarire, non solo dal punto di vista della magistratura, dell'avvocatura, degli psicologi, anche dal punto di vista dei medici, che oggi non erano coinvolti perché non tutto si può fare. Ma io ho sentito dire alcune cose come gli ormoni maschili che portano all'aggressività, gli ormoni femminili che portano alla depressione. Ecco, io queste ricerche le vorrei approfondire, perché non voglio dare per scontato che un bambino maschio sia geneticamente portato alla violenza o che una bambina femmina sia geneticamente portata alla depressione. Quindi direi che questa giornata, che è stata per me importante, interessantissima, ci deve far guardare dentro e domandarci se appunto la violenza e la discriminazione nella società e nelle professioni, quanto lavoro ha ancora da fare. Ecco, non so se qualcuno voleva aggiungere qualcosa, per favore brevemente, perché dobbiamo uscire. Brevissimamente sono stato citato. No, scusi, posso fare una conclusione? No? Io lascio la Va bene, ok. No, semplicemente. Ecco, non è tanto un guanto di sfida, ma una sollecitazione dell'avvocato Pizzol e di questo dibattito. Io sono presidente della Camera Penale Trevigiana, Guido Sorbara, e pro tempore anche delle Camere Penali del Veneto. Questo lo dico semplicemente per dire che la nostra posizione e la mia posizione sul tema, come dire, parte da altri presupposti, o meglio, e qui rispondo anche all'assessoressa, io la chiamo come vuole essere chiamata, non so se sia ancora qui, buonasera dottoressa, assessoressa. Non è una questione terminologica, noi rifugiamo dalla cultura carcerocentrica, quindi va tutto bene, ma in questo sono d'accordo con quanto è emerso in questo dibattito e anche con alcune parole dell'amico Paolo Iadanza, per cui è una rivoluzione culturale ed è sulla prevenzione che noi dobbiamo operare. Come ha detto giustamente lei, giudice, come ha detto lei giudice, lei presidente, quindi vede che non sto più con il lì, andiamo oltre la terminologia. L'importante è fare un'operazione culturale perché gli strumenti, appunto come diceva giustamente la giudice poco fa, ci sono. Codice rosso, io molta parte, e noi posso dire, c'è anche l'amico Guglielmi, credo che sia d'accordo con me come appartenente alla Camera Penale, noi certe storture o forzature di un codice come quello rosso, no, finisco solo, no, dico alcune, ecco, non è, vedete, anche da noi giustamente c'è un dibattito interno sul codice rosso, certamente ha rafforzato gli strumenti di tutela, ma dal mio punto di vista, qua parlo davvero a titolo anche personale, non voglio coinvolgere nessuno, è importante sottolineare la prevenzione. Non è a colpi di carcere che noi risolviamo questi problemi. Poi ci sono i paradossi che ha ricordato l'assessoressa prima, e cioè se mi metto nei domiciliari, come dire, io non parlo di vittima o carnefice, ma le due persone che non si possono, come dire, in quel momento non sono compatibili, come dire, e c'è una conflittualità così accesa, tanto più che è stato è evidente che sono storture del sistema. Però, Presidente, mi permetto di dire, e per questo io la ringrazio, perché sono interventi di grande levatura e che fanno grandemente riflettere sullo stato del nostro Paese, dove ci sono i mezzi, c'è un arsenale normativo che però non viene adeguatamente
utilizzati evidentemente, quindi insieme avvocati, insomma gli operatori, non solo noi avvocati e operatori del diritto, ma tutto il mondo che si occupa di questa materia deve farsi forza insieme per cercare di migliorare. Ma questo è un tema a me caro, prima cercare di prevenire evitando una cultura che poi diventa quella soltanto punire con il carcere. Molte volte bisogna curare, molte volte bisogna prevenire, bisogna operare culturalmente perché tutto questo venga modificato prima. Questa è almeno la mia idea. Grazie. Ultimo intervento però velocissimo. Sarò velocissima. No, è un intervento proprio a favore della salute, nel senso che io sono operatore sociale, sono uno psicologo psicoterapeuta, mi occupo di bambini vittime di violenza. Volevo segnalare che esiste nella regione Veneto un servizio che è dal 2002 che si occupa di bambini vittima di violenza, anche quando è assistita perché si configura come un reato di maltrattamento. Allora, la mia indicazione è proprio questa, cioè un intervento, secondo me, che va nella direzione che lei chiedeva, giudice, è quello che dobbiamo individuare obiettivi comuni, declinarli e soprattutto integrare tutto quello che già abbiamo, perché come ci sono gli strumenti giuridici, ci sono anche strumenti che si occupano dei bambini vittime e non solo, che devono essere contemplati ed integrati. Quello che manca è l'integrazione dei piani di livello e l'integrazione tra i vari istituti che si occupano della sicurezza, protezione e tutela dei bambini e delle loro madri e della loro famiglia, perché ricordiamoci che un padre vittima che è violento e comunque rimane un attore presente nella testa del bambino e su questo noi dobbiamo impegnarci nel migliore dei modi possibili. Grazie. E devo dire, è un dolore, ma noi ora dobbiamo veramente chiudere. Sicuramente abbiamo capito che abbiamo ancora tanto da dirci, dobbiamo farlo insieme tra avvocati, psicologi, medici e altri operatori del settore. Io sicuramente posso dire che noi psicologi e psicologi ci siamo e quindi ringrazio ancora le nostre relatrici, la dottoressa Paola Di Nicola Travaglini, la dottoressa Saragini e la dottoressa Laura Dal Corso e ringrazio anche chi ha seguito da casa. Io adesso ho l'omaggio per le relatrici, un attimo.